E allora, buonasera a tutti, scusate il ritardo dell'avvio del nostro convegno, ma ci sono sempre dei problemi tecnici. L'altra volta avevamo avuto problemi di accessibilità con il carnevale veneziano, questa volta non abbiamo purtroppo un carnevale per poter attribuirgli le colpe, abbiamo avuto qualche difficoltà tecnica, però adesso dovremmo essere a posto, dovremmo essere quindi in condizione di poter incominciare, soprattutto con chi ci ascolta da casa e alcuni relatori che appunto faranno la loro relazione in remoto. Allora, benvenuti a questo secondo incontro del quarto ciclo dei seminari che io, Michelangelo Savino, con la dottoressa Laura Facchinelli abbiamo organizzato per l'Ateneo Veneto. È un ciclo che ormai è al suo quarto anno di attività. Abbiamo superato anche il Covid, abbiamo superato il post-Covid e quindi adesso possiamo tornare in una modalità, come dire, di presenza, soprattutto all'interno di questa prestigiosa istituzione. Questo è il nostro secondo incontro di un ciclo che abbiamo voluto dedicare a infrastrutture di trasporto e territorio, soprattutto per guardare a quelli che sono alcune questioni di carattere sicuramente tecnico che interessano le infrastrutture, ma coinvolgere voi soprattutto con la riflessione, con gli stimoli che speriamo emergano da questi incontri su quelli che sono poi le conseguenze di molte delle trasformazioni che avvengono sul territorio, per le quali le infrastrutture sono in molti casi l'elemento determinante. I territori si sviluppano grazie soprattutto alla presenza di infrastrutture. Quindi la riflessione che noi facciamo è proprio quella di ragionare sulle conseguenze di questi interventi e dei progetti che nel corso degli ultimi anni stanno interessando il nostro territorio. Il tema poi, lo sapete, è particolarmente di rilievo in questi anni in cui il PNRR ci permette di avviare una serie di progetti che nel tempo sono stati rimandati e che in molte situazioni erano rimasti, come dire, nei cassetti proprio per la mancanza di disponibilità finanziarie e le opportunità per poterle realizzare. Il PNRR ci fornisce questa occasione e quindi siamo in un momento nel quale le infrastrutture si stanno realizzando, i cantieri stanno interessando molte regioni del nostro paese e quindi sono oggetto di una particolare attenzione. Prima di avviare questo incontro, innanzitutto vorrei portare i saluti della Presidente dell'Ateneo Veneto, Antonella Magaraggia, che non può essere con noi per altri impegni istituzionali, ma che comunque ci invia, come dire, un saluto e soprattutto un augurio di buon lavoro a questa attività che l'Ateneo supporta con particolare interesse. Dopodiché è importante avere qui i saluti di quanti hanno aiutato me e la dottoressa Facchinelli a realizzare questo incontro, che non sarebbe possibile senza l'aiuto di alcune istituzioni, soprattutto, che contribuiscono alla buona riuscita di questo evento. In particolar modo dopo avremo l'urbanista Andrea Rumor, che a nome del presidente dell'Ordine degli Architetti di Venezia, Roberto Beraldo, porterà un saluto e anche, come dire, una riflessione utile ai nostri lavori. Poi una parola al presidente della sezione Triveneto AIT Giovanni Giacomello e poi dopo il presidente nazionale dell'Associazione Italiana per l'Ingegneria del Traffico e dei Trasporti Stefano Zampino, che ci segue in remoto e che poi sarà anche uno dei relatori che avremo modo di ascoltare. Per cui adesso invito il dottor Rumor a sedersi qui. Purtroppo abbiamo bisogno di questi spostamenti, speriamo nella vostra comprensione da casa, perché appunto perché ci possiate vedere dobbiamo avvicendarci davanti alla webcam. Grazie. Sì. Va bene. Dove vedo? Lì? Ok. Allora, innanzitutto ok. Buonasera, intanto ringrazio l'istituzione culturale Ateneo Veneto che ci ha invitato e il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, ho detto giusto, dell'Università di Padova. In particolare ringrazio la dottoressa Facchinelli, il professor Savino e l'ingegner Giacomello, che sono gli organizzatori di questo ciclo di incontri. Qui ho già partecipato anche all'incontro precedente e ho trovato, devo dire, molto interessante, che vi porto
I saluti del Presidente dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di Venezia, Roberto Beraldo, che è impegnato con la Conferenza Nazionale degli Ordini a Roma, quindi fisicamente non poteva essere qui, e i saluti del Consiglio tutto. Mi permetto solo una brevissima riflessione, veramente molto, molto breve. Io comunque avrei partecipato a questo ciclo di incontri, devo dire, perché mi interessa, perché personalmente, come sai, mi sono occupato un po' di trasporti in passato e oggi, devo dire, in particolare, questo ciclo di incontri che è molto interessante e stimolante, oggi in particolare sulla pianificazione delle infrastrutture stradali. Già dire, e una delle relazioni poi parla di inserimento paesaggistico. Noi con l'Ordine abbiamo al nostro interno queste professionalità, pianificatori e paesaggisti, e quindi ci chiamano inevitabilmente in causa. Aggiungerei a queste due parole molto pianificazione, programmazione, paesaggio, che oggi usiamo tantissimo, vuoi che il PNRR ci ha insegnato a utilizzarlo o meno, ma le stiamo usando un po' di più di qualche tempo fa, ma ci aggiungerei anche, ed è un lavoro che si usa molto, soprattutto in Regione Veneto, ma consumo di suolo e in generale uso consapevole delle risorse, traducetelo in sostenibilità se volete, e devo dire che quando parliamo di infrastrutture, porci questo tipo di problema è assolutamente, infrastrutture di trasporto, è assolutamente inevitabile. La riflessione che io volevo così mettere lì, che deriva ovviamente inevitabilmente dalla mia esperienza, dalla disciplina che io seguo, è che la progettazione e la realizzazione, soprattto dell'infrastruttura, oltre che avere un momento di programmazione inevitabile, perché bisogna anche guardare i costi, di pianificazione e di progettazione, ma soprattutto in tutto questo processo deve essere un processo interdisciplinare, inevitabilmente. Non possiamo più permetterci che ognuno faccia il suo mestierino chiuso nelle sue competenze strette, ma deve essere un lavoro che guarda anche ad altre competenze inevitabilmente. L'opera, se va fatta, perché se è programmata evidentemente c'è qualcuno che ha valutato che va fatta, deve essere inserita nel contesto e soprattutto deve essere valutata rispetto al contesto interessato degli impatti diretti o indiretti che quest'opera, soprattutto quando parliamo di opere stradali, comporta. Peraltro parliamo di un'infrastruttura in Veneto. Voi sapete che in Veneto, o se non sapete ve lo dico, abbiamo 1148 vincoli, oltre metà del territorio regionale ha un qualche tipo di vincolo e quindi è un territorio delicato, chiamiamolo così, dove intervenire, progettare, realizzare è molto molto complicato. Bisogna avere una certa delicatezza e attenzione progettuale e la collaborazione tra professionalità diverse è assolutamente inevitabile. Peraltro io credo che sia uno sforzo che va fatto assolutamente prima e non quando abbiamo il progetto in mano, e utilizzare ad esempio questa cosa che viene vista spesso, ma è un problema tutto nostro, molto italiano devo dire, il procedimento di valutazione di impatto ambientale degli interventi viene visto come un adempimento, diciamo, quasi una scocciatura. In realtà se fosse utilizzato un po' meglio, diciamo, anche in fase di progettazione e viaggiasse di pari passo con la progettazione, forse molte problematiche le risolveremo prima, molti impatti sarebbero già introitati nella progettazione, sarebbero già risolti in fase di progettazione e di realizzazione dell'opera, perché l'opera non è solo, tra l'altro, il nastro stradale che vediamo, ma è soprattutto è anche tutta la fase di preparazione, di cantiere, tutte le interferenze che ha con le falde, che ha con le falde acquifere, che ha col paesaggio, che ha col territorio in generale. Io sono sempre stato personalmente un fautore di questa progettazione contestuale alla valutazione degli impatti tutti, non solo l'impatto paesaggistico, perché sarebbe, devo dire, riduttivo e sarebbe anche un po' riduttivo progettualmente, e credo che sia un po' finito il tempo per noi che ci occupiamo di piani da sempre, di che nei piani la strada è una riga e
vi ricordo solo che già a metà degli anni '80, ad esempio, cito uno che ho studiato un po' di più, ma insomma il piano regolatore di Bologna dell'85, quindi di 50 anni fa quasi, già prevedeva che dove fossero previste delle strade nelle zone di espansione, perché eravamo ancora in una fase espansiva e non lo siamo più, ricordiamocelo, delle città prevedevano dei canali dove la strada si poteva muovere, quindi trovare appunto l'ingegnere di turno che progettava poi la strada poteva trovare dei percorsi e aveva delle possibilità di progettazione un po' diverse, ma soprattutto doveva progettare con quello che aveva intorno, che non progettava solo il nastro stradale, ma progettava anche una fascia intorno alle strade, che non era solo la pista ciclabile in caso urbano, ma era soprattutto l'inserimento paesaggistico e gli interventi di mitigazione e compensazione, soprattutto quando si interviene in area urbana o periurbana. Vi lascio con questa riflessione, ma credo che se un'opera trasforma sempre, un'opera stradale trasforma sempre inevitabilmente il paesaggio, deve essere progettata e deve essere pensata complessivamente con tutte le varie professionalità che servono. Io vi ringrazio, ci sarò anche le prossime volte se gli impegni di lavoro me lo permettono, e buon lavoro a tutti, soprattutto a chi ci sta vedendo da distante. Grazie. Ringrazio molto il dottor Rumor per questa introduzione e anche per alcuni richiami che sicuramente torneranno negli interventi oppure nel dibattito che noi avremo alla fine delle nostre relazioni. Lascerei adesso la parola all'ingegner Giovanni Giacomello, presidente Triveneto. Ah, ok, sì, forse è meglio dare la priorità a chi ci sta seguendo da casa. Allora, l'ingegnere Stefano Zampino, se è presente, allora le lascio a lei la parola. Grazie di partecipare. Ci scusiamo per il ritardo, ma purtroppo i problemi tecnici sono imprevedibili. Grazie. Sono io che ringrazio voi, ringrazio Giovanni, anche la possibilità che diamo a chi ci segue da casa di ascoltare questa iniziativa, di prendere parte a questa iniziativa che abbiamo con Giovanni ritenuto di estendere appositamente anche ad altri soci. Ci sono soci collegati da un po' tutte le regioni d'Italia, soci di IT, ovviamente altri partecipanti. Quindi io ringrazio appunto ancora una volta l'organizzazione e ringrazio e saluto anche i soci che sono collegati e appunto i partecipanti, con molti dei quali abbiamo anche un caro rapporto di amicizia che va oltre l'aspetto professionale. Due parole giusto introduttive. Dicevo, ci sono soci collegati un po' da tutta Italia, perché in effetti IT è un'associazione che ha radici profonde nel Veneto e che è stata fondata a Padova, come forse molti di voi sanno, nel 1957. È un'associazione che insomma, ha anche un po' più di 60 anni, ma che, come spesso dico io, in realtà è molto attiva, giovane, e la riprova è che oggi siamo qui con appunto il nostro contributo, che non è soltanto tecnico ma anche organizzativo, perché IT è provider del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, raggruppa circa 300 soci, come dicevo, distribuiti in pratica su tutte le regioni italiane, ma oltre ad essere questo è sempre, come era nell'idea dei padri fondatori, è sempre un crogiolo di idee, di approfondimenti, e anche un'associazione che spesso è stata affiancata ed è affiancata anche alle amministrazioni pubbliche e ai tecnici degli enti pubblici, non soltanto ai liberi professionisti, cercando di integrare al proprio interno un contributo di ricerca che viene anche da una parte consistente di soci che vengono dall'ambito universitario. La riprova è l'organizzazione che ci vede impegnati ogni 2 anni appunto nel cosiddetto Transport Infrastructure and Systems International Congress, che è
forse uno dei più importanti, sono il più importante evento internazionale che si svolge in Italia per quanto riguarda la materia dei trasporti e delle infrastrutture di trasporto, che anche nel 2022 ha visto una partecipazione davvero consistente con esperti appassionati della materia, ricercatori provenienti davvero da tutto il mondo, devo dire. È la terza edizione che ci ha visti protagonisti con moltissimo impegno. Un'ultima battuta prima di lasciare la parola poi ai relatori, poi io interverrò successivamente con un mio modesto contributo. IT è anche editor dell'Unica, non dell'Unica in realtà, della più importante rivista internazionale nel campo della ricerca dei trasporti, European Transport, che tra l'altro ancora una volta ci vede legati al Triveneto, perché è una rivista internazionale storica che fu fondata molti anni fa a Trieste, che oggi ci vede protagonisti. Dicevo che è una delle più importanti perché in effetti è anche indicizzata con un rating piuttosto alto in Scopus, e quindi anche qui l'impegno dell'associazione è verso la diffusione e la promozione della cultura dei trasporti, delle infrastrutture sotto tutti gli aspetti, molti dei quali già le premesse le ho ascoltate, saranno sicuramente trattati oggi. Quindi ripasso la parola all'ingegner Giacomello per l'avvio poi della sessione. Ci sei? Sì, io ringrazio tutti per la possibilità, i relatori, chi è presente intanto, e tutte le associazioni che hanno dato la possibilità di dare vita a questo convegno, questo secondo incontro. Sono molto contento perché insomma abbiamo avuto la possibilità di, la prima volta abbiamo parlato delle ferrovie, questa volta possiamo parlare delle infrastrutture di trasporto nel territorio, e sono molto contento di poter insomma avviare questo convegno. Quindi io non ruberei ulteriore tempo e lascerei lo spazio al primo relatore, ovvero l'ingegner Paolo Perco. Sì, grazie. Io, come anche per ottimizzare un po' i tempi e soprattutto recuperare il ritardo legato alle questioni tecnologiche, se mi permetterete mi riserverò qualche battuta, qualche commento per introdurre piuttosto il dibattito alla fine delle relazioni, ma come dire, ci sono dei relatori che hanno atteso anche fin troppo. Prego, allora la parola all'ingegner Paolo Perco di Autovie Venete, il suo intervento ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia. Un tema credo che per molti di noi è, come dire, una diretta esperienza quotidiana. Prego, le lascio il posto così qui ha la possibilità di stare di fronte alla... Grazie per l'invito a questo interessante convegno. Vi porto il saluto del mio presidente, l'avvocato Maurizio Paniz. Sono particolarmente contento di essere qua perché questa è un'occasione per fare un attimo il punto su questa importante opera del Nord-Est che troppo spesso finisce agli onori della cronaca e viene trattata dimenticando quello che è il percorso storico che ci ha portato alla situazione attuale, nonché le difficoltà che realizzare un'opera di questo tipo comportano. Allora, molto sinteticamente, intanto vado a braccio senza le slide. Autovie Venete nasce, pensate, nel 1928 con l'obiettivo di realizzare e gestire delle strade nella Venezia Giulia. Quindi una società storica e direi all'epoca decisamente con una visione prospettica verso il futuro. Nel 50 entrano tutte le province del territorio, nel 59 stipula la convenzione per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Venezia-Trieste, i cui lavori iniziano nel 62 e terminano nel 66, e questo è un dato interessante perché sostanzialmente in 4 anni viene terminata l'autostrada. Questo è lo svincolo del Terraglio, per chi di voi riesce a riconoscerlo, l'autostrada in costruzione proveniente da Trieste, qua finiva e finisce tuttora la concessione di Autovie Venete. Come potete vedere il territorio presentava un'urbanizzazione decisamente diversa da quella che
che oggi ci troviamo a dover gestire. L'autostrada costruita in quegli anni assolve degnamente il suo compito per tutti gli anni 70, 80 e 90, perché sostanzialmente i traffici verso l'est Europa erano assolutamente modesti a causa della cortina di ferro e quindi tali da non destare alcuna criticità. Improvvisamente con la caduta del muro di Berlino e l'entrata, diciamo così, nell'economia del mercato dei paesi dell'est desiderosi di allinearsi ai paesi occidentali, assistiamo all'inizio di una crescita rapidissima del traffico, soprattutto merci, ma non solo, da e verso l'est Europa. Il grafico parte dal 95, ma considerate che tra il 1990 e il 2010 il traffico sulla rete di autovie è più che raddoppiato, mandando evidentemente in crisi quella che era un'autostrada che era stata pensata in un'epoca storica completamente diversa. Nel 1990, fino al 1990 di terza corsia ovviamente non si parlava. Nel 90, nell'ambito dell'aggiornamento del piano economico-finanziario di Autovie con l'allora concedente ANAS, viene concesso ad Autovie di inserire la terza corsia solo nel tratto da Quarto d'Altino a San Donà di Piave. Come vi dicevo, le dinamiche dei flussi di traffico sono quelle della SAI precedente, per cui nel 94 l'Europa inserisce l'autostrada 4 e anche il raccordo Villesse-Gorizia, che all'epoca era un modesto raccordo realizzato da ANAS senza banchine, spartitraffico tra lo svincolo di Villesse e il valico internazionale di Gorizia all'interno del cosiddetto corridoio 5 che tutti voi conoscete. Nel 2001 vengono inserite l'ampliamento con la terza corsia dell'autostrada 4 tra Venezia e Trieste e l'adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse-Gorizia all'interno delle opere strategiche della cosiddetta legge obiettivo, e quindi nel 2003 Autovie Venete, ancorché non avesse queste opere all'interno del proprio piano economico-finanziario, decide in autonomia di avviare la progettazione di queste due opere per presentarle entro il termine del 28 febbraio 2003, che all'epoca era la scadenza fissata dalla legge obiettivo, al CIPE per avviare l'iter approvativo particolare per le opere legge obiettivo. Progetto preliminare viene approvato nel 2005, quello del raccordo Villesse-Gorizia nel 2006 e nel 2007 finalmente, dietro le insistenze soprattutto delle regioni, queste due opere vengono inserite nel piano economico-finanziario di Autovie Venete. All'epoca il progetto preliminare della terza corsia, presentato al CIPE per approvazione, prevedeva una spesa complessiva di 823 milioni di euro. E il progetto prevedeva di arrivare con la terza corsia fino allo svincolo di Sistiana, per chi lo conosce, il termine concessione di Autovie Venete. Cosa succede a questo punto? A questo punto ci dobbiamo domandare perché da questo punto di partenza oggi siamo qua ancora a parlare di terza corsia e del rilevante impegno economico che essa comporta. Secondo me, e io sposo perfettamente l'intervento dell'architetto Rumor che mi ha preceduto, molte cose che ha detto le condivido, perché il motivo per cui noi siamo qua oggi va ricercato proprio in quella mancanza di multidisciplinarietà e mancanza di cooperazione reciproca che avrebbe dovuto probabilmente caratterizzare tutta la fase relativa alla sostanzialmente valutazione di impatto ambientale dell'opera, ma non solo, anche alla valutazione legata a quella che all'epoca era una procedura prevista dal recentemente uscito decreto ministeriale 5 novembre 2001 relativo alle norme tecniche per la progettazione stradale. Spendo due parole su questo perché è esemplificativo della situazione. Nel 2001 esce una normativa stradale, una nuova normativa stradale che era voluta da un articolo del Codice della Strada che sostituisce le CNR 80, tutti i progettisti stradali che ci stanno ascoltando le conoscono, e una normativa direi di derivazione accademica, quindi costruita sulla carta facendo sostanzialmente il collage di parti della vecchia normativa di CNR 80, parti prese dall'allora vigente normativa tedesca e parti prese dall'allora vigente normativa svizzera. Perché la definisco accademica? Perché era perfetta per fare un esercizio
all'esame di strade, ferrovie e aeroporti, era perfetta per disegnare una strada nel deserto del Nevada, mai si adattava a disegnare una strada in un territorio complesso come quello del nostro paese, sia orograficamente che in termini di urbanizzazione. Per di più, era stata resa cogente, a differenza di tutte le altre normative, sia della CNR che l'avevano preceduta, sia delle altre normative da cui aveva tratto delle regole. L'articolo 3 del DM 5 novembre 2001 prevedeva che questa normativa valeva per la progettazione di tutte le strade e sostanzialmente, qualora non si fosse potuta rispettare, si sarebbe dovuta avviare una procedura per sostenere, diciamo così, o per supportare la sostenibilità di questa mancata coerenza con la normativa, che avrebbe dovuto essere sottoposta all'attenzione, nel caso dell'autostrada, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. All'epoca, se era già impossibile o quasi estremamente difficile, come lo sanno i progettisti, applicare questa norma nel nostro contesto per la realizzazione di una strada nuova, è praticamente impossibile applicarlo sull'adeguamento di una strada esistente. Tanto per darvi l'idea, ha un limite alla lunghezza dei retifili che è ben inferiore alla lunghezza dei retifili che abbiamo in autostrada A4, quindi avremmo dovuto iniziare a andarcene in giro per la campagna con l'autostrada oppure bisognava necessariamente derogare da questa normativa. La norma ovviamente non era accompagnata da regole chiare su come avviare questa procedura, non era accompagnata da regole chiare su su che documentazione tecnica produrre per supportare questa richiesta, chiamiamola di deroga, e non era accompagnata da alcuna regola per spiegare al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici su come gestire queste richieste e come eventualmente licenziarle. Questo valeva per noi, ma valeva per tutti i progetti legge obiettivo che intervenivano all'epoca su strade esistenti e anche per molte strade nuove. Risultato: il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non licenzia nessuna di queste deroghe, tutti stanno fermi finché ad aprile 2004 esce un decreto che dice: abbiamo scherzato, la norma vale per le nuove strade, per le strade esistenti entro 6 mesi uscirà una norma ad hoc. Nel frattempo, sostanzialmente, è sufficiente che il progettista dimostri che l'intervento ha un effetto sostanzialmente positivo sulla sicurezza stradale. Per inciso, stiamo ancora aspettando le norme sulle strade esistenti. Le norme, invece, sulle strade nuove, il codice prevedeva di aggiornarle ogni 3 anni. Non è mai uscito un aggiornamento, quindi questa è la normativa che utilizza oggi il progettista stradale. È chiaro che questo rappresenta un significativo freno allo sviluppo di un'opera infrastrutturale. Quello che più colpisce però è che questa norma non solo non si occupa del caso prevalente nella realtà italiana, che è l'intervento su infrastrutture esistenti, piuttosto che la realizzazione di una strada interamente nuova, consumando quel poco territorio che ci rimane, ma soprattutto appare completamente slegata dal contesto multidisciplinare e interdisciplinare nell'ambito del quale si sviluppa un intervento infrastrutturale. Ho parlato della norma per la progettazione stradale, ma potrei parlare di tante altre normative che rientrano nel processo di progettazione di un'opera così complessa. Quello che è successo sostanzialmente nella procedura di impatto ambientale, che secondo me evidenzia, come dire, ancora oggi questo è successo 20 anni fa, ma oggi siamo qua, quelle sono le origini dell'argomento e ancora oggi il tema non è completamente risolto, è il fatto che tutti i soggetti coinvolti nella procedura di impatto ambientale, e tutti legittimamente dal loro punto di vista, hanno inondato il progetto, che ricordo era di un'autostrada esistente che doveva continuare a funzionare durante i lavori e doveva essere risolta rapidamente, con tutta una serie di legittime, ripeto, nel contesto specifico delle singole normative che i singoli soggetti andavano a presidiare, no? Prescrizioni. È mancato completamente un momento multidisciplinare in cui andare a valutare e contemperare le esigenze diverse, le richieste diverse, e valutare soprattutto come queste esigenze diverse sarebbero andate ad impattare su tempi di progettazione e realizzazione dell'opera e su costi. Tempi e costi che sono entrambi, nel caso di specie, in ultima analisi, in carico alla collettività,
perché essendo noi una società concessionaria pubblica che svolge un servizio di carattere generale, è chiaro che un aumento di costi si traduce necessariamente o in un aumento delle tariffe o in un aumento della durata della concessione. Essendo mancato questo momento preliminare di contemperare le diverse esigenze, tutte queste prescrizioni sono state sostanzialmente, direi quasi elencate nella deliberazione CIPE di approvazione. Ripeto, tutte singolarmente prese appaiono ragionevoli e legittime e, come dire, è stata quello che è mancato è stato un lavoro di valutazione complessiva e congiunta di queste prescrizioni, ripeto, anche con riferimento a tempi e costi. È partita la fase di progettazione definitiva a quel punto dell'opera. Tutte queste prescrizioni hanno ingenerato una serie significativissima di attrito nel processo per cercare di risolvere ciascuna di concerto con l'ente che l'aveva, diciamo, che era l'origine di essa. Questo processo portava a un allungamento sempre più marcato dei tempi di progettazione, dei costi dell'opera, fino a che, come spesso succede in Italia, a questo punto l'unico modo per risolvere la situazione era nominare un commissario. E quindi nel 2009 viene nominato un commissario che tuttora esiste e grazie al quale sono state fatte tutte le opere di cui adesso vi dirò tra un attimo. Ho messo questo video giusto per farvi capire un concetto abbastanza importante, perché spesso, soprattutto l'utente normale, pensa che noi sostanzialmente dobbiamo limitarci ad aggiungere una corsia alla strada esistente. Allora, invece la strada esistente fa questa fine sostanzialmente. Questo è il ponte sul Piave. Ponte sul Piave che è stato fatto il vecchio ponte sul Piave che è stato realizzato nell'ambito del primo lotto. Questo video è esemplificativo semplicemente del fatto che l'autostrada viene costruita un'autostrada interamente nuova, non è un allargamento di una strada esistente, non viene allungata un'opera esistente, non viene allargata un'opera esistente. E tutto questo viene fatto mantenendo il traffico in esercizio sull'autostrada. Qual è oggi la situazione? La situazione è che il commissario ha dato fondo a tutte le possibilità di Autovie Venete. Abbiamo realizzato ad oggi più di 1 miliardo di euro di opere, tutte in autofinanziamento da parte di Autovie Venete, tranne 150 milioni ricevuti dallo Stato, e tutte le opere che sono state avviate sono state collaudate ed entrate in esercizio nel rispetto dei tempi e dei costi del quadro. Quadro economico complessivo che nel frattempo, per il processo di cui dicevamo, è più che raddoppiato però rispetto alla previsione iniziale, siamo a 2 miliardi di euro. Oggi è stato realizzato il primo lotto, Quarto d'Altino San Donà di Piave, è stato realizzato il terzo lotto al Visopoli, sostanzialmente San Giorgio, e il quarto lotto San Giorgio, nodo di Palmanova. Stiamo ultimando entro quest'anno il primo sublotto del secondo lotto, che è quello in giallo, Portogruaro al Visopoli. Così qua è l'occasione per sfatare un'altra considerazione. Spesso gli organi di stampa dicono che è stato preferito il Friuli Venezia Giulia in termini di intervento. In realtà da questa planimetria vi rendete subito conto che l'intervento tra Portogruaro e Palmanova gli è stata data priorità perché è l'unico che non ha un'alternativa nella rete autostradale. Quindi in caso di blocco autostradale di quel tratto là si blocca l'intera rete da e per l'Est Europa. Al contrario, per quanto più lungo, il tratto Portogruaro Quarto d'Altino ha comunque un'alternativa autostradale per A28 e A27. Quelle sono le opere realizzate, come vi dicevo, più di 1 miliardo di euro realizzate. Questo è sostanzialmente, adesso non so quanto riuscite a vedere, ma è sostanzialmente il tipo di intervento che viene fatto nel caso più semplice. Allora, tutta l'autostrada, tranne un tratto di cui vi dirò dopo, viene allargata simmetricamente, quindi mantenendo la linea d'asse attuale. Questa è stata una scelta che deriva sin dal progetto preliminare e possiamo pure dire, ma è assolutamente ragionevole anche per motivi realizzativi, che trova la sua scelta nella volontà di non penalizzare un lato dell'autostrada rispetto all'altro. È chiaro che nell'allargamento unilaterale, che tecnicamente è di gran lunga preferibile, lo vedremo tra un attimo,
però penalizza completamente uno dei due lati dell'autostrada rispetto all'altro, soprattutto nel tratto da Portogruaro in qua, quindi nel tratto veneto, l'urbanizzazione è importante su entrambi i lati, anche con numerose attività produttive, e quindi un allargamento unilaterale avrebbe significato fare una scelta a priori di penalizzare una parte rispetto all'altra, quindi è una scelta dettata ancora nel progetto preliminare di, come dire, essere equamente invasivi su entrambi i lati dell'autostrada. Qua vedete l'esempio di un cavalcavia, adesso abbiamo aggiudicato e tra poco inizieremo i lavori di tutti i cavalcavia mancanti nel tratto Portogruaro-Sandona di Piave, di modo che saranno già allargati quando avremo il finanziamento per attaccare la terza corsia. In realtà questa, come dicevo, è la situazione più semplice, perché questa è purtroppo spesso la condizione reale. Noi dobbiamo alzare l'autostrada, alzarla di molto. In alcuni casi, a causa delle famose prescrizioni, su cui adesso non entriamo, noi non possiamo limitarci, per quanto realizzare un'opera nuova, ma realizzarla mantenendo sostanzialmente il piano stradale attuale, cosa che ci avrebbe immensamente agevolato, avrebbe ridotto immensamente i costi e i tempi, ma dobbiamo alzarla. In alcuni casi dobbiamo alzare l'autostrada di 4 metri. 4 metri mantenendo il traffico in esercizio sull'autostrada. Sostanzialmente il lavoro avviene per fasi, e quindi viene realizzata una prima fase in cui la carreggiata che noi definiamo est, cioè quella del traffico diretto a est, viene ristretta, viene eliminata la corsia di emergenza, viene realizzata la parte di rilevato autostradale nuovo. Nella seconda fase viene messo il traffico direzione est sulla nuova infrastruttura. Vi faccio notare che tutte quelle opere di sostegno e le barriere di sicurezza là in alto sono tutte opere provvisorie che poi, voglio dire, vengono buttate. E fase 3 viene spostato tutto il traffico sulla carreggiata ovest, nel frattempo costruita, e si interviene all'interno. Se questo è complicato per i rilevati, qua ecco, vedete un esempio dei cantieri attualmente in realizzazione, vedete che qua siamo in fase 2, fase 1 finita, vedete il traffico là in alto che viaggia in direzione Trieste, il traffico in direzione Venezia è messo sulla vecchia carreggiata direzione Trieste e siamo in fase di ampliamento sulla nuova carreggiata direzione Venezia. Se l'operazione è difficile sui rilevati, sulle opere d'arte è ancora peggio. Noi dobbiamo costruire dal ponte esistente, lo vedete in alto a sinistra, una fetta di ponte nuovo, demolendo una parte del ponte esistente, la vedete in rosso, poi dobbiamo mettere una parte del traffico su questa fetta di ponte nuovo, l'altra parte su una parte del ponte esistente, andiamo a demolire la porzione maggiore del ponte esistente, andiamo a costruire una nuova parte di opera e quindi con la stessa sequenza similare di quella del rilevato stradale andiamo infine a completare l'opera. Completamento che non è banale, perché soprattutto per opere di un certo impegno ovviamente la parte già in esercizio acquisisce una deformazione che la parte nuova non ha, quindi vi è poi tutto il problema di unire le due parti con deformazioni diverse prima di poter aprirle definitivamente al traffico. Questo vi dà l'idea della complessità. Qua dobbiamo in realizzazione di un sottopasso, di un sottopasso ferroviario con differenza di quota. Solo in un caso, è stato possibile adottare l'allargamento unilaterale. Parlo di un tratto significativo del lotto 3, perché le particolari condizioni del territorio avevano tutte le urbanizzazioni per quasi 20 km tutte a sud, quindi lato nord vi era in effetti uno spazio disponibile, e anche perché questo tratto comprendeva il ponte sul tagliamento. Il ponte sul tagliamento è di una lunghezza tale che quell'intervento per fasi di cui avevo descritto non è fattibile. Il ponte sul tagliamento doveva essere fatto assolutamente interamente. Qua vedete il ponte sul tagliamento, che sono 1600 metri di ponte con campate di oltre 100 metri basati su fondazioni con pali pila di oltre 70 metri dal talweg di lunghezza, di profondità. Nel caso del ponte tagliamento è stato costruito il ponte carreggiata ovest direzione Venezia, quindi interamente a nord, seguendo l'allargamento unilaterale che avevamo prima e dopo. Dopodiché è stato demolito il ponte vecchio direzione Venezia,
sopra il quale vedete in fase di costruzione il nuovo ponte direzione est, e poi vedete a fianco l'ultimo, il ponte direzione est vecchio, che è in fase di demolizione. Qua possiamo vedere una rapidissima filmato delle modalità di realizzazione dell'opera, che è stata realizzata per Conci in calcestruzzo precompresso, ovviamente, in tempi veramente molto 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 rapidi. Vabbè, qua adesso non vi annoio. Allora, per quanto riguarda la valutazione degli impatti di cui parlava prima l'architetto, è chiaro che questa era una strada esistente, quindi la rimane, non possiamo spostarla, quindi discussioni sulla posizione del tracciato erano inutili, e quindi siamo intervenuti soprattutto con aspetti più che altro di mitigazione degli impatti già esistenti. La parte che è stata trattata con maggiore attenzione, maggiore approfondimento, è tutta la parte relativa agli aspetti idraulici. Aspetti idraulici sia in termini di qualità delle acque, e quindi tutta l'autostrada prevede la raccolta integrale di tutte le acque meteoriche che dilavano la superficie stradale e il loro trattamento prima del rilascio nell'ambiente. Sia per assicurare questo fatto ci aiuta anche ad assicurare l'invarianza idraulica, ovviamente. È un sistema complesso perché siamo in pianura, quindi non abbiamo differenze di quota, e quindi siccome l'acqua va portata per gravità, questo è stato in realtà una sfida complessa da risolvere. Tra l'altro i due sistemi studiati con le rispettive enti regionali, Regione Friuli Venezia Giulia e Regione Veneto, sono diversi, sia perché in Regione Friuli Venezia Giulia c'è una maggiore disponibilità di recettori superficiali sul territorio, sia anche per una serie di altri motivi più tecnici. Comunque sostanzialmente in Friuli Venezia Giulia il principio è che vi sono numerose aree di trattamento relativamente piccole di dimensioni, che quindi trattano tratti modesti di lunghezza autostradale, e per cui è stato possibile realizzare una raccolta delle acque con tradizionale fosso al piede impermeabilizzato, ovviamente, eventualmente pensile, cioè tenuto su un po' di quota per dare la quota necessaria. Invece in zona Veneto, dove le aree sono poche, di dimensioni molto maggiori, quindi devono trattare importanti volumi d'acqua su tratti importanti, è stato giocoforza necessario realizzare la raccolta delle acque in sommità della piattaforma stradale, per cui se voi percorrete l'autostrada vi accorgerete che nel tratto Quarto Altino San Donato, piuttosto quello in costruzione, in realtà la piattaforma stradale è ben più ampia del limite dato dalla barriera di sicurezza, perché dietro vi è una canale di calcestruzzo prefabbricata che ha il compito di raccogliere le acque e convogliarle alle aree di depurazione. Questi sono esempi di aree friulane, scusate se non perdiamo tempo. Questa invece è un'area veneta, vedete dimensioni importanti, in cui tutta l'acqua viene trattata e poi rilasciata compatibilmente con le capacità di ricezione del territorio. Tra l'altro in queste aree insomma, si stanno creando anche degli ecosistemi interessanti che può valer la pena di approfondire. Per quanto riguarda il fono non mi trattengo, ma insomma è chiaro che tutta l'autostrada è adeguata con i presidi necessari per rispettare i limiti di legge previsti. Sì, qua siamo sempre su barriere fono. Per quanto riguarda il tema del paesaggio, anche qua l'autostrada esiste, c'è, non si poteva spostarla, il fatto che ce l'abbiano fatta alzare in numerosi tratti non ha sicuramente agevolato. Quindi gli unici interventi praticamente di una certa efficacia sono sostanzialmente mascheramenti con interventi a verde in tutte le aree a disposizione. Da ultimo va detto che tutta l'opera, come è ovvio che sia, la realizzazione di tutta l'opera viene attentamente monitorata, ovviamente con un piano di monitoraggio ambientale sviluppato con il supporto di ARPAV, con cui abbiamo uno specifico accordo per la validazione dei dati sia del monitoraggio ante-opera che del corso d'opera che del post-opera. Vabbè, grazie.
Ingegnere, la ringrazio molto anche perché ha già messo in evidenza alcuni nodi, alcune questioni che fanno anche proprio parte delle riflessioni che noi volevamo stimolare con questo tipo di incontro, con questo confronto che abbiamo, che è legato proprio a una serie di questioni che molto spesso vengono dimenticate, cioè come dire, un'attenzione estrema per esempio agli impatti che hanno le infrastrutture sul territorio, ma molto spesso noi dimentichiamo gli impatti che il territorio ha sulle infrastrutture, e proprio pensando alle caratteristiche, al tracciato della autostrada Venezia-Trieste, noi potremmo ricordare come proprio approfittando della presenza di alcune entrate, di alcuni caselli dell'autostrada, si sono create delle grandi opportunità, dei grandi insediamenti, molto spesso in barba sia a quelle che potevano essere le interferenze con il traffico e anche con l'infrastruttura, sia anche, come dire, gli impatti sul territorio. Se pensate, sto facendo un chiaro riferimento all'outlet di Noventa, che voi sapete essere diventato un elemento di fortissima attrazione, un elemento di fortissima congestione, un elemento anche poi in continua crescita, rispetto al quale per esempio non c'è nessun tipo di attenzione sugli impatti che produce quel tipo di attrezzatura. Nessuna obiezione, ma forse, come dire, un maggiore confronto e un'attenzione reciproca da parte di chi si occupa delle infrastrutture e da parte di chi poi pianifica il territorio sarebbe necessaria. E così anche tutta una serie di insediamenti produttivi, che sono una delle prime cose a cui pensano le amministrazioni nel momento in cui viene potenziata un'autostrada. Come dire, ormai è diventata quasi una battuta, no? La domanda di nuovi insediamenti produttivi, per esempio sul prolungamento della Valdastico a sud di Vicenza, in un contesto nel quale non c'è quella dinamica del sistema produttivo industriale tale da giustificare la presenza di nuove aree industriali, nuove aree produttive. Eppure è una richiesta legittima, come giustamente diceva l'ingegnere, che viene avanzata a mano che questa autostrada si completa. Automaticamente nascono queste esigenze di occupazione del suolo per questo tipo di funzioni, che poi molto spesso sono la causa della obsolescenza delle infrastrutture, nel senso che appunto le infrastrutture che vengono pensate in un contesto con una previsione di traffico si trovano poi a dover gestire una quantità, un volume di traffico che cresce soprattutto per quello che è avvenuto sul territorio e che l'infrastruttura non può sicuramente gestire. Comunque adesso, scusatemi, sono alcune delle riflessioni, come vi dicevo, volevo sottolineare come già questo intervento ha creato stimoli per la riflessione. Adesso lascio la parola a Stefano Zampino, che abbiamo già sentito in qualità di presidente dell'Associazione Italiana Ingegneria Traffico e Trasporti, con un intervento proprio sugli obiettivi e i processi che caratterizzano la pianificazione delle infrastrutture stradali. Grazie, a lei la parola. Grazie. E io mi accomodo così posso guardare. Sì, allora io tra l'altro intervengo in questo caso sia come presidente di AIT, spero che la condivisione sia visibile. Sì. Ma anche come al momento dirigente dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. E in effetti faccio giusto alcune considerazioni. Davvero 30 anni fa il tema, 30, 40, 50 anni fa il tema era completamente diverso da quello di oggi. Si pensava a costruire sicuramente molto più che ad adeguare. Il problema è che la nostra rete viaria, sia la rete extraurbana principale che la rete autostradale, sono state concepite in un momento di grande crescita, ma con delle regole che oggi non sono probabilmente più adeguate. Il fatto che la rete viaria nazionale non sia moderna, anzi che abbia per molti aspetti e per una gran parte superato il cosiddetto periodo di vita utile, è verificato anche da una serie di studi. Qui ne ho riportato uno che ho anche citato in più di un'occasione, del 2021, uno studio di economisti della Sapienza che rilevano come le infrastrutture autostradali siano tra le più vecchie in Europa.
Ci sono vari motivi per cui possiamo dire che la rete infrastrutturale stradale italiana è vecchia. Alcuni aspetti possono essere legati forse anche alle stese insufficienti, ma direi che invece ci sono molti aspetti molto più significativi che caratterizzano la vecchiaia della nostra rete viaria, sicuramente aspetti di tipo funzionale, aspetti legati alla performance di sicurezza e aspetti legati anche a come la performance di sicurezza attesa o che tutti vorremmo viene alterato, in qualche modo risente degli effetti di una manutenzione non sempre tempestiva del tempo. A questo si aggiunge il fatto che il parco veicolare si è evoluto e anche la domanda di mobilità, i veicoli futuri sono e saranno completamente attuali e futuri saranno completamente diversi. La nostra rete nazionale non è tra le più estese. La tua presentazione non è condivisa, cioè bene. Infatti te lo chiedevo prima, appunto, no, chiedo scusa. Partire farla, cioè, no, era condivisa, scusa, dovevi farla partire come modalità presentazione, che vedevamo tutto il PowerPoint. Eccolo qua. Mi sembra, ok, adesso dovrebbe andare meglio, perfetto. Grazie per la segnalazione e in effetti adesso dovrebbe andare meglio. Quindi senza tornare indietro vorrei riprendere il concetto che stavo trattando un attimo fa. Stefano, ti sei mutato? Sì, un attimo. Allora, okay. E riprendendo il discorso di un attimo fa, sicuramente c'è una domanda di adeguamento prima ancora che una domanda di crescita. Ho provato tempo fa a fare alcune stime e se è vero, come è di fatto vero, che ci sono stati degli interventi di nuova costruzione di tronchi a partire ad esempio dal 2001 in poi, è anche vero che anche la parte di rete esistente è stata molto marginalmente adeguata. Questo comporta il fatto che quel 75% di cui parlavamo in effetti è proprio verificato nei fatti. Perché vi dico questo? Perché in realtà oggi pensare di adeguare la nostra rete stradale vuol dire adeguarla in termini di prestazioni di sicurezza e di aspetti funzionali. Per questo motivo ho scelto un titolo per il mio intervento che può sembrare anche un po' curioso, dagli obiettivi ai processi. Qualcuno potrebbe dire, ma come all'inverso, partiamo dagli obiettivi e parliamo dei processi? Io vi dico di sì, perché anche dal racconto dell'ingegner Perco emerge chiaramente che a fronte di questi due macro obiettivi di cui parlavamo, alcune volte la complessità degli interventi e l'impatto degli interventi legati alla costruzione delle nuove infrastrutture ha risentito, soprattutto in passato, ma purtroppo anche oggi, di condizionamenti che hanno limitato o condizionato, come dicevo, l'esecuzione dell'ammodernamento della rete, quantomeno lo hanno ritardato. Ci troviamo oggi con moltissimi cantieri, che sono cantieri di adeguamento, che però purtroppo risentono e hanno risentito di ritardi, con una lievitazione di costi spesso non trascurabili e anche con un incremento progressivo di complessità esecutiva. Perché gli obiettivi prima dei processi? Perché non dovremmo dimenticare quell'obiettivo di adeguamento di cui parlavamo, sia che parliamo di adeguamento funzionale che di adeguamento prestazionale, e mi riferisco in particolare agli standard di sicurezza. Tutto questo ve lo dico perché, parlando in particolare di standard di sicurezza, e qui subentra un po' il mio ruolo di dirigente dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza, ci siamo trovati in agenzia purtroppo
alla fine del 2021 a doverci occupare di uno strumento che stranamente era stato un po' dimenticato, che è stato un po' trascurato a mio avviso nel tempo, che è la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale. La valutazione di impatto dei progetti di infrastruttura stradale in realtà nel ciclo della sicurezza che era stato proposto dalle linee guida del 2012 di applicazione del decreto legislativo 35/2011, il decreto di recepimento della normativa europea per la sicurezza delle infrastrutture stradali, si trovava in una posizione abbastanza curiosa. Adesso non è una critica, ma posizionarlo a valle del processo decisionale e quindi a valle del processo di pianificazione e programmazione degli interventi forse è stata un po' una svista, ma di fatto ha in qualche modo portato alcune volte a trascurare o a non leggere correttamente gli obiettivi rispetto ai processi. Ecco, questo ve lo racconto perché quando parlo di obiettivi non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo principale dell'adeguamento, se interveniamo in termini di adeguamento. Quando parliamo di sicurezza parliamo di adeguamento ai fini della sicurezza, abbiamo appunto accennato anche all'adeguamento funzionale. E non dobbiamo perdere di vista però che tutte queste valutazioni non possono essere ritardate o differite nel tempo, come alcune volte nel nostro strabico sistema normativo è accaduto. Ed ecco appunto quello che in ANSFIS abbiamo cercato di fare, proponendo, come il legislatore ci ha chiesto, uno schema, una proposta di linee guida per la redazione di questa VIS che cerca quantomeno di recuperare quella necessità di visione integrata sin dall'inizio della concezione dell'opera, che nel tempo è probabilmente sfuggita. Cerco di spiegarmi meglio con alcuni esempi. Il concetto del Road Safety Assessment non è nuovo anche, anzi è sicuramente acquisito nella cultura di tutti l'importanza dell'approccio basato sull'analisi costi e benefici. Appunto necessità di integrare le valutazioni sin dall'inizio con valutazioni che tengono conto anche degli aspetti ambientali. Il problema qual è stato e qual è probabilmente? Che ad esempio quando parliamo di sicurezza, mentre in qualche modo riusciamo a pensare ad una misurazione della prestazione funzionale delle strade che realizzeremo, non sempre ci siamo posti o siamo riusciti a porci nella posizione di misurare anche la prestazione di sicurezza delle strade che cerchiamo o che ipotizziamo di costruire. Questo aspetto oggi direi da qualche anno è superato, nel senso che ormai con l'introduzione dell'approccio dell'Highway Safety Manual sappiamo che in qualche modo la prestazione di sicurezza si misura in termini di valutazione relativa, nel senso di comparazione dell'impatto per segmento di rete, in termini di valutazione relativa, in termini di impatto sulla performance di rete. Forse, e qui ci stiamo lavorando anche con il Consiglio Superiore, in termini assoluti è un po' più difficile fare una valutazione dell'impatto, ma quando si tratta di comparare delle alternative di intervento, forse siamo in grado di superare quel punto debole che spesso ha fatto sì che altri aspetti prevalessero, per cui davanti ad una generica valutazione dell'impatto, e qui ha fatto bene Paolo a ricordare il DM del 2004, del 22 aprile 2004, in cui non compare il concetto, non compare la modalità di misurazione di questa sicurezza. Rispetto a questo è successo che alcuni aspetti apparentemente diciamo rispetto agli obiettivi secondari deviassero il percorso anche delle scelte.
In qualche modo le linee guida del Consiglio Superiore del 2021 hanno cercato, devo dire, in questo di recuperare quella mancanza, ma forse fino a un certo punto, nel senso che questa necessità di valutazione ex ante dei fabbisogni, la valutazione dell'importanza del cosiddetto DOCFAP non ha comunque forse risolto tutta una serie di problemi che, soprattutto per opere che avevano già seguito un iter approvativo, si erano determinati. Che succede? Ovviamente che quando la VIA interviene su un progetto definitivo, può intervenire addirittura alterando le previsioni iniziali, in questo banalissimo schema che vi riporto. E quindi il progetto dell'esecuzione può, se non gestito correttamente, se l'impatto della VIA non è valutato correttamente, può alterare il percorso che ci porta alle decisioni. Io qui mi riferisco in particolare agli obiettivi di sicurezza stradale, che sono quelli che ci premono prevalentemente per molti aspetti, senza ovviamente voler però trascurare anche gli aspetti di adeguamento funzionale. In una visione un po' più chiara, la corretta introduzione della VIA in una fase decisionale iniziale può servire anche a valutare ex ante quali saranno le misure da adottare in ragione degli impatti attesi. Sicuramente potrà cambiare il percorso in qualche modo o migliorare il percorso del progetto rispetto all'obiettivo, ma non portare a conseguenze di questo tipo, o meglio del tipo di cui si trattava poco fa, conseguenze di alterazione dei costi, conseguenze di alterazione dei tempi, conseguenze di lievitazione degli impegni anche esecutivi e costruttivi da parte di chi è chiamato a gestire e dare anche poi come amministrazione pubblica una risposta agli utenti. Qui c'è uno schema abbastanza simpatico, interessante, di come in effetti un processo di VIS, e qui ancora una volta mi riferisco all'obiettivo della sicurezza, dovrebbe essere strutturato con una valutazione accurata anche della prestazione attesa e della prestazione del confronto tra le varie alternative di un piano finalizzato alla sicurezza. E questi sono i documenti che come agenzia abbiamo proposto. Adesso è in fase di attivazione un tavolo tecnico anche con il Ministero per le Infrastrutture e Trasporti, perché riteniamo comunque di dover rivedere complessivamente il percorso complessivo finalizzato alla costruzione di infrastrutture e di reti infrastrutturali stradali più sicure. Solo 3 altre slide per dire che la valutazione della sicurezza è il grosso cambiamento che sta caratterizzando anche l'approccio normativo internazionale e in particolare della Commissione europea. L'articolo 5 della direttiva 1936 del 2019 ha di fatto introdotto un approccio completamente diverso e sempre molto più orientato verso l'assessment, la valutazione degli impatti, o meglio, la valutazione dell'esistente in maniera proattiva, per non basarsi più nelle scelte soltanto sui dati incidentali, quindi in maniera reattiva, quello che è stato in qualche modo, penso a come estrapolarlo, ma per cominciare a vedere e anche per approcciare al problema dell'assessment delle reti esistenti dal punto di vista appunto della sicurezza in maniera diversa, prevedendo quali saranno le prestazioni attese proprio in linea con quello che dicevo prima, in linea con l'evoluzione, con l'analisi delle funzioni di sicurezza e della prestazione attesa delle reti. Quello che vedete qui è l'approccio proposto dalla Commissione europea e che tra l'altro è anche disponibile facilmente conseguibile online, che tende sempre di più, e tra l'altro ci sono in collegamento alcuni esperti che ben conosco e che hanno avuto modo di analizzare anche questo documento, e che sempre di più mira anche a costruire ex ante una valutazione sempre più finalizzata agli obiettivi,
che tende a misurare quello che dicevo prima, la prestazione e quindi anche il rischio connesso con l'utilizzo delle reti esistenti. Quindi, per concludere, adeguiamo le nostre strade, pensiamo in futuro sempre di più all'adeguamento funzionale ai fini della sicurezza, ma la prospettiva non deve essere una prospettiva che dimentica quali sono gli obiettivi in favore di altri aspetti, ma sempre di più, io mi sono riferito in particolare ai temi della sicurezza, ma sempre di più orientata ad una integrazione delle competenze sin dalla fase iniziale, quindi sin dalla fase di concezione delle opere. Questo se non vogliamo ritardare ulteriormente o far lievitare ancora di più i costi delle nostre infrastrutture. Ho concluso e vi ringrazio. Eccomi ingegnere, arrivo. Comunque come uno spostamento spaziale che non può usufruire di infrastrutture moderne. Allora, la ringrazio molto, anche qui altri ulteriori spunti che ci fanno riflettere un po' sulla questione delle infrastrutture e poi soprattutto anche sulla questione delle infrastrutture autostradali, che poi, come dire, rispetto alle quali siamo anche più sensibili, perché soprattutto noi con la nostra esperienza quotidiana, con il nostro viaggio, abbiamo la possibilità di, come dire, sperimentare direttamente tutta una serie di elementi che incidono sulla qualità del nostro viaggio, e alcune cose ci sono state dette. Non è soltanto la questione dell'efficienza dell'infrastruttura oppure della fluidità del traffico che riescono a garantire proprio per il nostro veloce spostamento, c'è sicuramente una questione legata alla sicurezza. Sentiamo sempre di più questo tema, questo problema, anche perché abbiamo una fortissima amplificazione da parte dei mass media su questo tipo di aspetto. Chiaramente poi alcune questioni si intersecano con altri tipi di problemi che continuiamo ad avere e che sono stati già richiamati sia dall'ingegner Perco che dall'ingegner Zampino adesso. La questione normativa, soprattutto poi il problema anche delle contraddizioni oppure dei conflitti e della difficile ricomposizione dei conflitti da parte delle diverse istituzioni. Però un'altra delle cose a cui noi dobbiamo prestare attenzione è che mentre realizziamo le infrastrutture siamo davanti a una serie di innovazioni tecnologiche che cambiano moltissimo anche il viaggio, e quindi in molti casi queste infrastrutture rischiano a breve di diventare obsolete ancora prima di essere concluse, perché nel frattempo l'innovazione tecnologica, spinta molto sia dalla necessità di ridurre gli impatti ambientali, spinta anche, lo abbiamo appena visto, da alcuni errori di valutazione politica, perché questo abbiamo discusso negli scorsi giorni, in realtà cambiano moltissimo sia l'uso dell'infrastruttura, sia il modo con cui l'infrastruttura viene percepita nei territori, ma cambia molto anche il modo con il quale noi stessi facciamo le nostre esperienze di viaggio, per esempio, e quindi come noi piuttosto cambiamo il modo di vedere l'infrastruttura e il territorio che la circonda, il territorio che la attraversa. Quindi, come dire, siamo in presenza di una evoluzione anche del viaggio, dello spostamento, dei nostri bisogni, del modo con il quale noi concepiamo l'infrastruttura. E adesso su questo tema e soprattutto su questa nuova frontiera, che è una delle condizioni che cambieranno il modo con il quale noi guarderemo l'infrastruttura, chiederei all'architetto Luigi Siviero del mio dipartimento, del Dicea dell'Università di Padova, di accomodarsi, e quello che ci presenterà è una serie di riflessioni che sono un po' al margine delle questioni più tecniche che abbiamo visto adesso, ma richiamano appunto una serie di processi che sicuramente in futuro avranno degli impatti sul modo con il quale le infrastrutture verranno anche riviste, rivisitate, riprogettate. Prego, architetto, qui. Ok, finché apre la presentazione, Giovanni, ringrazio tutti, ringrazio il professor Savino per avermi presentato e mi riallaccio brevemente a quello che hanno detto i relatori precedenti, soprattutto l'ingegner Perco, perché che sollevava una questione piuttosto importante, che è quella normativa. È una questione su cui chiunque si occupi di strade, autostrade si scontra, no? Volevo semplicemente
dire che questa questione è una questione piuttosto come dire, rilevante e soprattutto non è molto ben percepita. E abbiamo visto anche che appunto non c'è una grande percezione di quello che succede quando si modifica una strada, soprattutto un'autostrada. Io avevo calcolato a un certo punto che se noi alziamo la livelletta stradale di un'autostrada di 1 metro, le conseguenze a monte e a valle del traffico si ripercuotono per chilometri, quindi a fronte di 1 metro noi abbiamo delle distanze, delle conseguenze per chilometri, quindi questo dà l'idea, diciamo, di che cosa significhi modificare un'autostrada. Ma noi, diciamo, passiamo a un argomento completamente diverso, cioè quello quando l'autostrada è esistente e dobbiamo cercare, come dire, di modificarla anche degli usi che non sono più quelli tradizionali. In questo senso io qui presento una ricerca che si chiama GIG, Grey into Green, e che è una ricerca finanziata dal PNRR, che vede il nostro Dipartimento, quindi l'Università di Padova, Dipartimento di Ingegneria Civile, edile e ambientale, in partnership con Autostrada del Brennero. Questa ricerca è una ricerca volta a indagare diversi usi, un nuovo paradigma del viaggio a partire da dei cambiamenti a partire da dei cambiamenti tecnologici che però poi si rifletteranno in un futuro probabilmente non troppo prossimo in un modo diverso di utilizzare l'autostrada, che non sarà un modo che sostituisce quello attuale naturalmente, ma è un modo che in parte potrebbe sovrapporsi a quello attuale. Perché abbiamo scelto Autostrada del Brennero? Perché Autostrada del Brennero intanto è un asse stradale molto importante che collega, che ha una valenza europea, come vediamo da questi schemi, perché collega il nord Europa con il sud e arriva, come dire, è un tratto che fa parte di un programma molto più ampio rispetto al tratto stesso. In più ha un'utenza molto particolare, perché l'utenza che proviene, diciamo, che utilizza questo tratto stradale è un'utenza, come dire, che ha una certa possibilità economica, ecco, almeno una parte di questa utenza, perché è un'utenza che viene dal nord, quindi dalla Germania, e come dire, utilizza questa asse stradale non solo per lavoro ma anche per diversi usi. In più, questo giusto? Okay. In più, come vediamo da questo schema molto, molto semplificato, attraversa diversi paesaggi, un po' quello che si diceva prima, no? Cioè le strade in Italia non passano sempre in pianura, no? Come prevede la normativa attuale, no? Quindi non sono come dire, in una condizione astratta per cui possiamo definire una geometria che sembra venire da un mondo ideale, però questa geometria spesso, diciamo, per quasi 2/3, anzi più di 2/3 del territorio nazionale, in realtà deve scontrarsi poi con le condizioni orografiche che non sono assolutamente quelle previste dalla norma. Qui vediamo che l'autostrada del Brennero passa sostanzialmente in un primo tratto da nord in un territorio orograficamente complesso e quindi montuoso, che è quello delle regioni delle province di Bolzano e di Trento, e poi sfocia in corrispondenza del lago di Garda, quindi in corrispondenza della pianura padana, appunto in una condizione completamente diversa sia dal punto di vista orografico ma di conseguenza anche dal punto di vista insediativo. Quindi abbiamo una condizione non solo morfologica ma anche insediativa molto diversa. Questo ci dà la possibilità con la ricerca GIG di indagare diverse fattispecie in questa nostra indagine. E attualmente ci stiamo
concentrando, ecco, qui vediamo un po', ci stiamo concentrando attualmente sulla parte a nord, quindi diciamo la parte che quel tratto di Autobrennero che scorre lungo la Val d'Adige. Qui abbiamo raccolto una serie di immagini che abbiamo scattato noi nell'ambito di questa ricerca che mostrano qual è la condizione insediativa, qual è la condizione morfologica insediativa di questo della Val d'Adige. La Val d'Adige è come tutte le valli un luogo costretto entro certi limiti, perché ci sono i due versanti della montagna naturalmente, poi il fondovalle sostanzialmente pianeggiante, che però è abbastanza ridotto come, soprattutto nelle sezioni trasversali e in alcune sezioni trasversali, è abbastanza ridotto come spazio. Quindi lo spazio della Val d'Adige, come lo spazio di molte altre valli, è uno spazio prezioso, nel quale devono trovarsi a convivere diversi elementi. Questi sono il fiume, per esempio alcuni elementi di scorrimento che noi chiamiamo appunto la città dei flussi, no? Quindi fiume, l'Autobrennero, la statale 12, qui vediamo la ferrovia e via dicendo, e questa condizione di flusso crea una sorta di struttura entro la quale tutti gli insediamenti, tutte le funzioni devono trovare uno spazio. Vediamo anche nelle foto successive come è chiarissimo questo sistema. Le infrastrutture sono sempre molto presenti, qui vedete proprio tutti gli elementi, anche elementi produttivi, agricoli, questa sorta di protezione delle colture, sono tutti schiacciati entro questo spazio che poi dopo al suo interno mostra molto chiaramente gli elementi orografici che sono molto alti e molto evidenti. Questo avviene sia con gli elementi più grandi sia con gli elementi più piccoli, quindi più minuti. Ci si trova sempre sostanzialmente a dover convivere in uno spazio molto limitato e molto prezioso. Ecco, questa è un'immagine secondo me abbastanza peculiare della situazione anche delle infrastrutture in questo senso. Chi attraversa l'Autobrennero sa già che si trova sostanzialmente a vedere un paesaggio molto diverso rispetto ai paesaggi più tipicamente di pianura. Qui vedete come le coltivazioni arrivano fino al bordo stradale, cioè in sostanza per varie ragioni, non solo diciamo il costo del terreno, ma in realtà soprattutto forse per il costo del terreno queste coltivazioni non possono limitarsi, cioè non possono non invadere dei terreni, dei suoli che generalmente invece noi troviamo in altre infrastrutture e che sono suoli che potrebbero essere suoli senza un progetto, quindi suoli bianchi, no? Dove non utilizzati. Sono sostanzialmente quelli che vengono chiamati i rilequati, no? Quando si fa una nuova strada, si taglia un campo, naturalmente una parte è coltivabile, l'altra parte rimane generalmente in gestione al gestore dell'autostrada. Qui questo problema sostanzialmente non esiste perché il terreno è talmente prezioso che viene occupato completamente, e questo è diciamo una delle prime considerazioni che possiamo fare sulla relazione di questa particolare autostrada con il paesaggio che la circonda. In sostanza non ci sono spazi liberi, ecco. Il limite tra l'autostrada e il limite dell'autostrada coincide con il limite delle coltivazioni. Naturalmente le coltivazioni non possono essere non possono contenere una produzione qualsiasi, devono essere coltivazioni ad alto reddito, per cui abbiamo meli, meleti, molte vigne, frutti rossi e via dicendo. Un'altra forse la principale caratteristica della gestione di Autobrennero che ci ha spinto a rivolgerci a loro per questa ricerca è il fatto che Autobrennero per le condizioni in cui si trova, condizioni diciamo di utenza con cui si trova a dover
che si trova a dover gestire, è particolarmente aperta a supportare dei veicoli che abbiano dei veicoli ecologici sostanzialmente, per cui auto elettriche, auto che vanno a idrogeno, veicoli di idrogeno e via dicendo. Qui vediamo, sono una serie di immagini presi dal loro sito che mostrano, ad esempio in questo caso, tutte le aree di servizio che sono dotate di rifornimento a idrogeno, rifornimento GPL e via dicendo. Qui tutte quelle che hanno le colonnine per la ricarica delle auto. Questa questione che loro vedono come una sorta di esigenza della loro utenza, che in realtà non è un'utenza larghissima, perché attualmente non è conveniente utilizzare in autostrada un'auto elettrica, ad esempio, perché le auto elettriche naturalmente in autostrada non hanno le prestazioni, soprattutto di consumi, per le quali un utente compra appunto un'auto elettrica. Tuttavia Autobrennero guarda un po' il futuro, in questo momento non sappiamo molto bene quale sarà la produzione delle auto elettriche, perché c'è stata una decisione dell'Unione Europea, ma noi non sappiamo ancora se questa decisione verrà seguita oppure no. Quindi questo è tutto molto, molto in forse, però possiamo dire che si va in questa direzione, quindi avremo un incremento dell'utilizzo di queste auto, quantomeno. L'auto elettrica poi deve essere utilizzata in una certa maniera, quindi ha bisogno dei tempi di ricarica, ha bisogno di soste frequenti e via dicendo. E poi forse è da questo che nasce un po' questa idea, che è una componente di questa ricerca, cioè l'idea che il paradigma del viaggio appunto possa cambiare o quantomeno sovrapporsi a quello esistente, cioè dire il viaggio non è più, soprattutto il viaggio in autostrada, non è più, potrebbe anche non essere il sistema più veloce per andare da un punto a un altro, potrebbe essere invece anche un'esperienza che uno fa all'interno dell'autostrada e che prevede delle soste, e che queste soste ci possono fornire l'occasione per avere delle esperienze e per intercettare alcuni valori del paesaggio che attualmente invece scorrono molto veloci all'interno dello spazio dell'autostrada. E quindi ci possiamo concentrare, per esempio, l'ultimo incontro che ho fatto con Autobrennero era proprio finalizzato a definire un tema, e questo tema potrebbe essere proprio quello delle aree di sosta. Questa è un'area di sosta, mi pare che sia la Trans Est-Ovest, quindi a nord quasi verso Bolzano, come vedete però in realtà ha un'organizzazione che potrebbe essere quella di qualsiasi altra area di sosta lungo la rete autostradale italiana, no? Quindi vediamo molto chiaramente che anche in questa immagine si capisce che l'autostrada è sostanzialmente uno spazio chiuso, no? Quindi quando entro in autostrada pago un biglietto, ho determinate regole, devo andare a una certa velocità e soprattutto non posso uscire, ho delle barriere, e chiaramente se esco dall'autostrada lo devo fare in certi punti, pagando un biglietto naturalmente e a certe condizioni. E l'organizzazione dello spazio di questa area di sosta, di queste due aree di soste, mostrano chiaramente questo fatto, no? Abbiamo dei bordi molto netti, quindi delle barriere vere e proprie. All'interno ho una certa organizzazione dello spazio, ma all'esterno ho cose completamente diverse, quindi c'è il fiume che dovrebbe essere l'Isarco, un nucleo urbano, delle coltivazioni, degli alberi e via dicendo. Tutto questo è assolutamente impercepibile dall'interno di quest'area di sosta. Questa invece è un'immagine che si rifà agli anni 60 e io tengo un corso di
di paesaggio, e ai miei studenti faccio vedere questa immagine e chiedo spesso cosa c'è di strano in questa immagine. Ci sono due persone che stanno pranzando e dice oggi una sosta felice, domani un lieto ricordo, no? Quindi sono due persone, diciamo, che stanno avendo un'esperienza che nella pubblicità di questo Motta Grill è un'esperienza appunto felice e lieta, quindi ribadito 2 volte, no? Però la cosa strana è che, naturalmente lo sapete tutti, nello sfondo di questa immagine c'è un'autostrada, quindi è molto strano avere 2 persone sopra un'autostrada. Lo era per l'epoca, perché non si conoscevano gli autogrill a ponte, che invece oggi conosciamo molto bene, e che sono stati prodotti in un numero, mi pare, di 12 lungo la rete autostradale, no? E una tipologia importata dagli Stati Uniti, che poi in Italia ha avuto una declinazione molto, molto peculiare, molto come dire, anche di forma, anche architettonica. E queste sono alcune immagini di autogrill. Anche qui c'è una cosa di autogrill a ponte, no? Anche qui c'è una cosa molto strana che io chiedo sempre ai miei studenti, cioè che cosa notate in queste immagini? Queste immagini sono delle cartoline, cioè delle cartoline che io potevo comprare e imbucare e spedire alla mia famiglia e ai miei amici. Questo significa che all'epoca, negli anni 60, quando è stata costruita l'autostrada del Sole, la sosta non era una necessità tecnica per fare rifornimento, per andare in bagno, per prendere un caffè, per svegliarsi un po', diciamo, dal torpore che può nascere quando si guida, ma era un'esperienza che poteva essere assimilata all'esperienza, come dire, a una tappa di un viaggio, per esempio, o per lavoro o per vacanza, per esempio nella visita di un monumento. Mi viene in mente Venturi quando fa vedere il capannone, dice questo è un monumento, no? Questi qui all'epoca erano considerati come dei monumenti, sostanzialmente, no? Delle cose da fotografare, da spedire a casa agli amici per far vedere che noi eravamo stati in questo posto. Okay? E questo è una questione. Successivamente, qui abbiamo altri esempi, sempre di Bianchetti, che conosciamo tutti molto bene, degli elementi che servono per essere visti dall'esterno, quindi dall'autostrada, in velocità, quindi molto alti, molto strani, che creano una sorta di esperienza visiva molto venturiana come esperienza. Okay. Andiamo ancora avanti, qui siamo 10 anni dopo, vado molto, molto veloce su queste immagini che le conoscete. Costantino Dardi con la sua stazione di servizio Agip, un progetto che prevedeva la costruzione di diverse stazioni, mai poi del tutto mai sufficientemente costruite. Ne abbiamo una qui alla Bazzera, sulla 4, e che come dire, era finalizzato, questa strategia era finalizzata a utilizzare un elemento molto semplice, molto geometrico, che potesse essere riconoscibile immediatamente, e distribuito lungo la rete stradale doveva servire sostanzialmente a formare una sorta di immagine del paesaggio stradale, quindi un'immagine riconosciuta e condivisa, proprio perché veicolata da un elemento così semplice, e che doveva essere adatta e adattabile ad ogni luogo, sostanzialmente. Sempre queste sono una serie di immagini che abbiamo presentato nel numero 58 della rivista Trasporti e Cultura, e per questo ringrazio anche la dottoressa Facchinelli, perché
ci ha concesso, diciamo, ci ha dato questa occasione di curare questa rivista e quindi presentare questa sorta di studi sulle architetture lungo le autostrade. E qui appunto mi veniva ad assimilare questa sorta di cubo a quel monolite che all'inizio di Odissea nello spazio, 2001 Odissea nello spazio, il film di Kubrick, piomba, no, in una società, in un consesso di primati che ancora non è ancora organizzato, e sostanzialmente stabilisce il momento in cui questa società deve incominciare ad organizzarsi, quindi questi incominciano ad adorare questo monolite venuto dallo spazio, e questa sua geometria perfetta di fatto riporta l'ordine. È un po' come la funzione è un po' quella del cubo di Costantino Dardi, no? Che è applicabile un po' dappertutto, anche quando le condizioni urbane e gli insediamenti sono del tutto confusi, come nella città contemporanea, che si fa fatica a leggere, no? Vado avanti, ancora altre esperienze in cui qui siamo all'esperienza di De Feo per il concorso per la ESSO, questa compagnia petrolifera, il cui logo viene preso da De Feo, estruso, e quindi diciamo, questo immagine del paesaggio delle strade viene a coincidere con il logo, quindi ci si lega ancora di più alla società, all'azienda, no? Andiamo ancora avanti molto, molto rapidamente, ecco qui. Ok. Per arrivare ancora ai giorni nostri, questa è un'immagine di un artista che si chiama Montanari, che l'avrete riconosciuto, ha unito due architetture note, no? Una è, le conoscete, una è la casa sull'autostrada di Michelucci e l'altra è l'autogrill a ponte di Melchior Rebega, e un po' come a significare che la rete autostradale è in grado, di fatto, proprio per il fatto che è uno spazio chiuso, quindi con delle sue regole, no? Attraversato molto velocemente, è proprio in grado di legare insieme diverse cose che sono anche molto diverse l'una dall'altra. In questo caso sono due architetture, ma in verità quando si attraversa un'autostrada o la rete autostradale si ha, come dire, una sequenza di anche paesaggi molto diversi che vengono tenuti insieme in una percezione che poi diventa collettiva, perché di fatto le autostrade sono attraversate dai flussi molto come dire, molto grossi di persone. Quindi è un po' come quello come diciamo l'idea di Dardi prima e poi quella di De Feo, no? Quella è l'idea che l'autostrada sia in grado di generare una sorta di paesaggio legato all'infrastruttura stessa, quindi ecco. E per arrivare ai giorni nostri, no? Domus che registra la demolizione dell'autogrill di Bianchetti e gli autogrill che in questo momento hanno degli spazi che sono molto legati al commercio, la qual cosa non è un difetto naturalmente, perché ogni spazio, ogni costruzione ha bisogno di un bilancio, anche un'autostrada ha bisogno di un bilancio, però di fatto sostanzialmente è questa la condizione in cui ci troviamo in questo momento. Cioè degli spazi che sono assimilabili a dei centri commerciali, con in più la caratteristica che vengono vissuti per un tempo che si aggira tra i 5 e i 10, 15 minuti sostanzialmente, perché uno entra, deposita la macchina, fa rifornimento, prende un caffè, il tempo di guardare un po' di prodotti, eventualmente acquistarli, e poi torna di nuovo nel flusso con la sua macchina, e quindi diciamo si lascia alle spalle questa esperienza fatta in maniera molto veloce e molto più rapida possibile. Queste sono alcune fotografie che abbiamo scattato con Stefano Santoniadis
qui siamo nell'area di servizio di San Pelagio, ma in realtà qualsiasi area di servizio può essere simile a questa, dove vedete appunto c'è anche un tentativo di introdurre delle funzioni, ma è un tentativo che a nostro avviso è come dire, un tentativo fallito. Chi porterebbe mai suo figlio come dire, apposta magari a giocare in mezzo ai camion in questo spazio recintato da questa cosa? Quindi in questi tentativi di riorganizzare lo spazio in una funzione diversa, in realtà si riconosce una sorta di disagio, che non è un disagio dell'utente, perché all'utente va benissimo così, nel senso entra dentro, fa le sue compere e via dicendo. Forse è un disagio proprio un disagio che appartiene magari anche al gestore di queste aree, che vorrebbe, che magari ha l'idea di poterle trasformare in qualche cosa. E qui vediamo una sorta di germe dell'idea invece che cerchiamo noi, cioè quella di legare questi cambiamenti tecnologici, un nuovo paradigma del viaggio, a un diverso layout, un diverso modo di concepire lo spazio e l'utilizzo di queste aree di sosta. Qui molto brevemente vi faccio vedere alcune immagini. Ci siamo concentrati su una porzione di territorio che è esattamente lo sbocco della Val d'Adige, dove Autobrennero prende la via dalla montagna, dalla valle, diciamo, prende la via della Val Padana, quindi uno spazio del tutto aperto, e dove questo sistema lineare di flussi si trasforma e cambia e diventa invece un sistema più appartenente a un insediamento aperto, un insediamento disperso. In questo punto, questo è il punto che noi abbiamo scelto per una prima revisione, per un primo studio su questi temi, per cercare di capire se nei valori, diciamo negli elementi che trovavamo in questo paesaggio, che è un paesaggio del tutto che cerca una riorganizzazione da un sistema a un altro e quindi è molto confuso, ci sono una serie di elementi molto, molto dispersi, tra cui anche quelli orografici. Volevamo capire se c'era in questo paesaggio qualche cosa che potesse essere tirato dentro eventualmente queste aree di sosta, e quindi cercare una sorta di luogo di sovrapposizione tra lo spazio chiuso dell'autostrada e gli elementi del paesaggio circostante, degli elementi che noi abbiamo trovato e che sono anche piuttosto interessanti, no? Ci sono degli elementi appunto produttivi, però in cambiamento, c'è tutta una questione legata al riutilizzo delle cave dismesse, alla commercializzazione del marmo, all'esposizione di questo marmo, alle infrastrutture legate all'energia. Questo è il canale Biffis, per esempio, che alimenta 2 centrali idroelettriche a valle vicino a Verona e che scorre lungo l'Adige, quindi viene dall'Adige. Questo è un ponte che sorregge il canale Biffis, che in questo punto è pensile, è molto, molto affascinante ma anche molto poco conosciuto. Tutta la questione legata al paesaggio dell'energia, che raccoglie come opere di compensazione una serie di percorsi che si avvicinano a questi grandi elementi che noi abbiamo visitato e che sono veramente molto affascinanti da vedere, sia lontani, quindi dallo spazio dell'autostrada, sia magari prendendo dei percorsi e andando a visitarli proprio dal vivo. Qui c'è una questione legata alle attività storiche di estrazione, quindi le cave dismesse, cave anche storiche, la commercializzazione, come dicevo, del marmo, tutta una rete di sentieri che porta ai forti austriaci, che dopo essere stati austriaci sono stati italiani, per cui li hanno rigirati per controllare un territorio opposto, e via dicendo. Qui alcune immagini dei nostri sopralluoghi e alcuni nostri lavori,
E mi piaceva chiudere con questa immagine, che è sempre un'immagine di Costantino Dardi per il progetto per una stazione di servizio lungo la 22 verso Affi, e nella quale vediamo una cosa che è assolutamente, dal punto di vista progettuale, almeno per un architetto, insomma, del tutto semplice e anche in un certo senso scontata, no? nella cultura però di un architetto, no? non di tutti, e cioè che nell'organizzazione dello spazio e anche nella disposizione degli elementi che insistono su queste due aree di sosta, Dardi utilizza un canale già esistente, con le sue alberature, con tutti i suoi elementi, quindi anche i corridoi ecologici e via dicendo, e lo porta proprio dentro l'area di servizio, nell'organizzazione dello spazio, no? Questo è un po' quello che stiamo cercando di fare noi, cercare di intercettare degli elementi del paesaggio e con l'occasione di un nuovo paradigma, appunto, una nuova sosta magari più lunga, in cui si possa tentare di rompere queste barriere di chiusura dell'autostrada, magari con dei filtri, no? In cui comunque si lascia la macchina dentro, però si possono prendere dei percorsi, magari finché la macchina si ricarica e via dicendo, intercettare appunto questi elementi e cercare di portarli proprio all'interno del luogo chiuso dell'autostrada. Questo naturalmente non è un progetto che possa essere realizzato domani, non dico questo, ma il nostro, però diciamo forse si potrebbe andare in quella direzione, e noi stiamo testando la possibilità di farlo. Grazie. Grazie, scusa, sembra sempre che io caccio via i relatori per farmi spazio. Ringrazio molto l'architetto Siviero, perché, come dire, una delle cose che avevamo pensato anche di fare con questo nostro incontro e anche con quest'ultimo intervento era una serie di provocazioni che però ci devono portare un po' a riflettere anche sul ruolo che le infrastrutture hanno. E quello che ha offerto quest'ultimo intervento è una riflessione che noi molto spesso non facciamo. Le nostre riflessioni sono molto spesso lontane da quanto ci hanno detto sia l'ingegner Perco che l'ingegner Zampino, nel senso che noi, come ha sottolineato il primo intervento, dimentichiamo la complessità amministrativa, la complessità tecnica della realizzazione di queste opere. Però noi dimentichiamo anche, come dire, il ruolo che svolge nell'immaginario collettivo anche l'infrastruttura. L'infrastruttura è anche qualche cosa che per esempio è entrata nel nostro quotidiano, e quindi vuol dire noi non usiamo più l'autostrada in via eccezionale, la usiamo molto spesso anche quotidianamente, e da questo tipo di infrastruttura noi ci aspettiamo efficienza sicuramente, ma anche una esperienza di viaggio che in molti casi deve essere un'esperienza di viaggio molto breve, proprio per non rimanere troppo sull'infrastruttura. Però, per esempio, nell'immaginario collettivo c'è anche un'altra visione dell'autostrada, l'autostrada come un'esperienza di viaggio e anche di percezione del territorio che si attraversa. Allora, in molti casi, per esempio, soprattutto per utenti come possono essere molti dei turisti stranieri che arrivano nel nostro paese, usare l'autostrada significa anche, è una specificità tutta nostra che noi ancora non riusciamo ad apprezzare, a riconoscere, usare l'autostrada significa attraversare tanti paesaggi diversi, cogliere valori, ma valenze di grandissimo pregio che in molti casi noi, soprattutto se dobbiamo andare al mare, sulle spiagge siciliane o in Puglia, prestiamo veramente pochissima attenzione. Ma invece molti turisti che invece usano le autostrade, in molti casi hanno l'idea di un viaggio lento, perché già fare il viaggio è un'esperienza diversa. E penso, scusate, molto spesso ai turisti appunto che vengono dalla Germania, dove le autostrade non permettono questo tipo di esperienza. Molte autostrade sono in trincea, molto spesso con le loro barriere antirumore, molto spesso con anche, come dire, dei margini alti, alberati, e voi potete attraversare la zona della Ruhr, che è una delle zone più urbanizzate, senza neanche percepire la città.
Le nostre autostrade invece vi permettono di fare questa esperienza. Pensate appunto tutto quello che si è raccontato sull'Autostrada del Sole, che non a caso è stata oggetto di romanzi, oggetto di film, ma è oggetto anche di rivisitazioni in questo senso, oppure l'esperienza che fate sulla Bologna-Taranto, quando in alcune stazioni di servizio vi fermate per contemplare il paesaggio, per contemplare le colline marchigiane oppure il mare abruzzese che incomincia ad affacciarsi. E così, quindi, come dire, noi alle infrastrutture dobbiamo pensare quindi anche in questa chiave e soprattutto quindi, come dire, tener conto anche di questo aspetto di particolare complessità. Quindi un'altra questione che poi appunto colgo quest'ultimo intervento per sottolineare, la provocazione che vi è stata proposta di immaginare una stazione di servizio completamente diversa da quella a cui noi siamo abituati e per i quali c'è soltanto una funzione consumistica, nel senso che l'unica cosa che voi potete fare è appunto andare in bagno, bere un caffè, mangiare oppure fare spese di prodotti locali. È un modo strano, però il territorio entra all'interno di questo momento e in qualche maniera, se mi permettete, cerca anche di, come dire, di sottolineare la sua valenza. Quindi, per carità, compreremo taralli, compreremo maccheroni o vini tipici, eccetera, però il territorio in qualche modo entra anche in quella fase brevissima di sosta in una stazione di servizio. Quindi una provocazione è anche quella di far entrare in questo momento di pausa il territorio in una maniera anche diversa, con i suoi elementi, quindi la stazione di sosta che diventa occasione per conoscere quel territorio. Alcune regioni intelligentemente negli autogrill mettono a volte anche l'ufficio turistico oppure l'ufficio di promozione, eccetera. Qualche volta è il consorzio degli alberghi locali che prova a catturare i clienti proprio nelle stazioni di servizio. Quindi vuol dire che la stazione di servizio svolge un compito territoriale, non soltanto un compito di carattere tecnico. E quello che noi abbiamo cercato di fare in questo incontro è proprio di ragionare sull'autostrada in tutta la sua complessità tecnica che ci è stata ben presentata, in tutti i suoi aspetti che noi ci aspettiamo un'infrastruttura garantisca, la sicurezza, l'efficienza, la fluidità, eccetera. Poi abbiamo sentito anche rispetto dell'ambiente, rispetto del paesaggio, mantenere navigabili i fiumi, anche se la signora è andata via, era questa l'occasione per poter ribadire quel concetto. Per esempio anche di avere un'attenzione al contenimento di consumo di suolo, è stata una delle polemiche che ha accompagnato la realizzazione della Pedemontana Veneta, lo sapete, è stata una infrastruttura considerata necessaria e indispensabile, ma molto contestata per il consumo di suolo, per tutto quello che si portava dietro. In realtà anche tanti vantaggi, perché molti comuni si sono rifatti fare tutta la viabilità ordinaria sfruttando appunto la realizzazione della grande opera che magari in altra sede contestavano, perché ci sono anche queste ambiguità. Quindi la cosa interessante è guardare all'autostrada, all'infrastruttura come qualche cosa che non svolge soltanto il compito e la funzione di portare le macchine da una parte all'altra, ma diventa un elemento importante per il territorio, un elemento cardine, lo sappiamo, per il suo sviluppo economico, ma può diventare anche un'occasione per la valorizzazione del paesaggio, per la scoperta dei valori di un particolare territorio, l'occasione anche per goderne, proprio anche in questo cambiamento delle modalità di viaggio che in qualche maniera ci è stata accennata, cioè stiamo andando verso un altro tipo di mobilità. Ecco, quindi come dire, l'esito di questo incontro era provare a stimolarvi, a provocarvi su questi diversi aspetti, quindi valutarne, scoprirne anche la complessità nella sua realizzazione e quindi non arrabbiarsi più perché ci sono i cantieri. Mi sembrava questo l'invito che diceva, no scherzo, non voglio assolutamente minimizzare, però come dire, capire che dietro a quei cantieri, dietro a quelle code c'è una serie di problemi e di complessità che rappresentano un po' le difficoltà che un territorio deve affrontare nella sua evoluzione. Una serie di questioni, l'abbiamo detto, la sicurezza torna per esempio proprio con violenza nell'immaginario collettivo. Oggi noi pretendiamo la sicurezza delle infrastrutture, anche se poi dopo in molti casi non vogliamo fare rinunce per avere la sicurezza. La velocità stradale, per esempio, siamo tutti, come dire, col piedino sull'acceleratore per vedere le capacità, la potenza della nostra auto, anche se un bel cartello ci sta segnalando di non superare i limiti di velocità.
È l'autovelox che ci fa, come dire, rallentare, non è una consapevolezza di essere anche noi partecipi del problema, come dire, della garanzia di sicurezza dell'infrastruttura. E quindi, come vi dicevo, queste provocazioni che vi portano a pensare alla strada, all'autostrada, come un'infrastruttura che svolge e può svolgere altre funzioni. Ecco, io spero di aver sollecitato con queste riflessioni alcune curiosità, alcune richieste di approfondimento, se volete, alcune domande, appunto, per avere un po' di dibattito prima di chiudere il nostro incontro, ringraziando i relatori che sono stati preziosissimi per questo tipo di riflessioni. Grazie. Dimmi se, chiedo anche all'ingegner Giacomello se ci sono domande nella chat, perché molto spesso c'è questa... abbiamo, scusate, una domanda in sala, prego. Da questo? Sì. Buonasera, Andreina Visconti. Grazie per le relazioni, ma due pensieri per me ricorrenti. Uno, non ho sentito mai pronunciare la parola manutenzione e questo penso che sia un errore incredibile in Italia soprattutto. La seconda è, mi piacerebbe molto, ormai il codice, sappiamo, il codice degli appalti è in dismissione, in sostituzione, ma c'era un articolo, l'articolo 22, che non è mai stato messo in pratica, che è quello riferito al dibattito pubblico per le grandi opere, per le infrastrutture. Se non nelle strade, se non nelle autostrade, se non nelle pedemontane, dov'è che si va a cercare il territorio? Dov'è? L'architetto Siviero. Dov'è che si va a cercare la relazione del territorio? Perché il territorio sono anche le persone. E se le persone non possono, in un dibattito pubblico serio organizzato con un sistema, non di chiacchiera, ma di effettiva risposta a precise esigenze e saperi locali, dove si va? Grazie. Raccogliamo un po' di domande. Io poi chiaramente lascio la parola ai tecnici, non oso entrare nel merito delle questioni, però per esempio la questione del dibattito pubblico se ne è parlato molto anche fra noi urbanisti eccetera, proprio perché era, come dire, era vista in prospettiva come una situazione, un'occasione importante proprio per questo confronto, istituzioni, tecnici e cittadini eccetera. E non abbiamo capito, mentre, come dire, abbiamo applaudito il primo dibattito pubblico sul potenziamento della tangenziale di Bologna, se non sbaglio, e alcune iniziative di dibattito pubblico per la Gronda nella zona di Genova, non abbiamo capito perché poi questo dibattito pubblico non è stato portato avanti, nel senso che questa è una delle esperienze pionieristiche, diciamo, e ci si aspettava che venissero consolidate all'interno del sistema normativo, delle procedure eccetera. Invece abbiamo notato che c'è stato poi, come dire, una distrazione da parte delle istituzioni sulla questione del dibattito pubblico, che è importante ma non soltanto per le infrastrutture, nel senso che il confronto con i cittadini dovrebbe essere importante per molti altri aspetti della pianificazione. Però era un mio pensiero, poi lascio rispondere i tecnici, prego. Sì, buonasera, non saprei a chi rivolgere la domanda, la faccio in generale. Allora, sono due le questioni. Uno, e forse qui potrei dire una corbelleria, ma io sono un ospite esterno, perché non si è cercato negli anni di sviluppare il progetto delle complanari? Cioè, nel momento in cui distruggo un territorio, perché per far passare un'autostrada, per far passare una ferrovia ad alta velocità, la complanare forse, io mi ricordo l'autocamionale della Cisa, che poi quella è stata tolta, però era complanare, sotto in un verso e sopra in un altro. Uno. E secondo, nel momento in cui appunto vado a impattare un territorio in maniera incisiva, per esempio, perché non c'è un accordo tra le varie società concessionarie delle autostrade e RFI? Faccio un esempio, adesso in Lombardia, tra Brescia e Milano c'è la vecchia ferrovia Ferdinandea, c'è la nuova ferrovia ad alta velocità, c'è la A4 che è stata allargata negli ultimi 20 anni e c'è la nuova autostrada Brescia-Milano, che quindi per il territorio è stato un impatto devastante. Probabilmente stringendosi o decidendo di consumare solo una parte del suolo, forse, dico forse da esterno, si sarebbe potuto salvare un po' di territorio. Ecco, questo volevo chiedere, grazie. Ok, grazie. In chat non ci sono... No.
Ok, io devo invitare qui almeno l'ingegner Perco a dare delle risposte tecniche. Io veramente non oso sostituirmi. Non so se anche Stefano vuole sì, le domande. Appunto lasci i tecnici parlare, perché appunto io l'unica battuta che faccio, però la faccio da urbanista e lascio ai tecnici la risposta. Prego. Sì, però una delle cose che deve essere chiaro è, lei porta delle istanze molto interessanti, sono le istanze che molto spesso vengono dal territorio, però attenzione, proprio l'assenza di un dibattito pubblico in molti casi impedisce al territorio di arrivare al tavolo con la sua voce. E in molti casi la voce che si sente ai tavoli sono delle amministrazioni che, mi creda, continuano ancora a chiedere in molti casi infrastrutture, ancora più infrastrutture. In molti casi una delle cose che noi dobbiamo riconoscere, e io lo dico senza nessun tipo di remora, ma anche, come dire, senza voler essere critico, guardate che molto spesso i cittadini, la comunità è un po' più intelligente, è un po' più avanzata nella sua riflessione rispetto alle istituzioni, rispetto ai propri amministratori. Quindi in alcuni casi le amministrazioni presentano a queste istituzioni delle istanze che possono essere anche, come dire, molto datate rispetto per esempio alle concrete esigenze del territorio. Per dirne una, il territorio in qualche maniera ha manifestato l'inutilità della pedemontana, se mi permettete questo termine, non me ne vogliano gli esperti del settore. Però, come dire, le istituzioni invece hanno portato avanti l'istanza di avere quel tipo di infrastruttura, anche se alcune delle condizioni che la rendevano necessaria un po' di anni fa sono venute a mancare. Quindi, come dire, a volte c'è un gap che non è legato alle difficoltà di relazione e di confronto fra le istituzioni e le società che realizzano le infrastrutture. In molti casi il gap è tra le amministrazioni e la comunità. E lì, per esempio, io, come dire, ne parlo con tanto entusiasmo perché io so che lì posso agire. Nell'altro, invece, forse non avendo delle competenze tecniche ed essendo molto spesso una discussione puramente di tipo tecnico, in molti casi la nostra voce non può arrivare. Però adesso alle risposte lascio a lei la parola e anche all'ingegner Zampino. Non so se vuole intervenire prima. Giovanni si è allontanato un attimo. Io lascerei la parola a Paolo. Credo che ci sia una o due domande che riguardano le complanari. Va bene, io ringrazio tutti per avermi scaricato l'onere delle risposte. Siamo bravi, Proverò a fare alcune mie personali. Io, se vuoi, non ho problemi. No, proverò a fare alcune mie personali considerazioni, poi non ho assolutamente la pretesa di avere la risposta, anche perché ad esempio sul dibattito pubblico in realtà sullo specifico strumento non ho esperienza, perché tutte le vicissitudini con cui vi ho annoiato sul progetto dell'opera sono ben antecedenti al dibattito pubblico, quindi per quel poco che, come dire, di striscio, di sfuggita ho potuto vedere, secondo me è uno strumento che deve essere, come dire, calibrato molto bene, e tanto più è strategica per un'area vasta un'opera, tanto più uno strumento di questo tipo deve essere correttamente calibrato, perché è chiaro che chi subisce direttamente l'impatto dell'opera ha molto più, come dire, voce e peso, correttamente anche nel dibattito, di chi poi invece magari ne utilizza i vantaggi. E quindi è chiaro che anche per esperienza personale noi abbiamo avuto moltissime resistenze, non penso alla terza corsia, penso ad altre opere che abbiamo realizzato negli anni, non solo sulla rete autostradale, magari dal territorio interessato alla specifica opera. Quando il territorio è ben più vasto, la maggioranza ben più vasta e più silenziosa, però spingeva parimenti per l'utilità di quell'opera. Quindi sul dibattito pubblico io l'unica cosa che posso dire è, perché ripeto, non ho esperienza diretta, deve essere molto ben calibrato perché svolga correttamente la sua funzione, se no il rischio è di sovrappesare una maggioranza contraria e non valutare correttamente invece i vantaggi la minoranza contraria i vantaggi per la maggioranza silenziosa. Per quanto riguarda le manutenzioni, sono perfettamente d'accordo, non volevo tediarvi con il nostro piano delle manutenzioni, per cui ho pensato di raccontarvi più la storia dell'infrastruttura più che il tema delle manutenzioni.
però il tema di manutenzione è un tema estremamente importante. Noi abbiamo un paese largamente infrastrutturato, quindi come andiamo a fare interventi di adeguamento sulle strade esistenti e di strade veramente nuove, voi avete l'esperienza della pedemontana, ma se ne fanno veramente poche in Italia, così il tema degli adeguamenti e delle manutenzioni delle opere esistenti è assolutamente fondamentale. È assolutamente fondamentale, per tantissimo tempo e obiettivamente è stato trascurato. Paradossalmente, nonostante quello che è successo in un recente passato, i concessionari mediamente hanno anche delle risorse tali per cui mediamente le manutenzioni vengono eseguite, ma se pensiamo alle rete di stradali di soggetti, di enti minori, di province, di comune, la situazione talvolta è assolutamente disastrosa e fuori controllo, quindi andrebbe investito molto di più nelle manutenzioni. Adesso, per fortuna, le normative, lo sapete, prevedono che le nuove opere devono essere accompagnate dai piani di manutenzione, eccetera, eccetera, e le società concessionarie, anche per obbligo concessorio, sviluppano dei piani di verifica e controllo delle opere con cadenza trimestrale, quindi diciamo che nell'ultimo periodo è cambiato molto, ma per chi ha le risorse per poter mettere in campo poi le attività necessarie. Probabilmente sarebbe da fare di più, decisamente di più. E soprattutto, ripeto, per tutti quegli enti che hanno patrimoni stradali, infrastrutturali, magari molto importanti perché le superfici che controllano sono grandi e non hanno le risorse per farla quella manutenzione, ma nemmeno per conoscere lo stato delle condizioni delle opere molto spesso che hanno da gestire. Di cosa dicevamo? Poi i corridoi, ma il tema dei corridoi è chiaro che sarebbe una soluzione ottimale, no? Però è un po' come quando ragionavo prima che la norma italiana è pensata per progettare strada nel deserto del Nevada. È chiaro che se io devo andare a fare il nuovo piano della città di Brasilia, mi ci metto d'impegno e li creo corridoi. Altra cosa è pensare a dei corridoi in un territorio estremamente infrastrutturato dove gran parte delle infrastrutture già esistono. Quindi è chiaro, prendiamo l'esempio della Venezia-Trieste, della famosa alta velocità Venezia-Trieste, prima vicino all'autostrada, poi vicino alla ferrovia, poi riqualifichiamo la ferrovia. Non è banale riuscire ad arrivare a quella scelta, senza dimenticare poi che le due infrastrutture hanno caratteristiche e esigenze geometriche molto diverse. Se io ho una ferrovia vicino a un'autostrada e le voglio tenere parallele, vuol dire che non posso utilizzare sull'autostrada un raggio più modesto del minimo raggio che posso usare sulla ferrovia. Mi pare un vincolo decisamente significativo che poi rende ancora più rigido il corridoio da calare sul territorio e quindi ancora più impattante in termini di conseguenze sul territorio. Già le nostre infrastrutture, quali le autostrade e le ferrovie, hanno una rigidità geometrica tale che bisogna fare i salti mortali poi con la norma attuale per calarle sul territorio. Se le andiamo a mettere ancora insieme, questa rigidità aumenta ulteriormente. Quindi sicuramente dove possibile va studiata quella possibilità, ma non è così banale come uno magari di primo acchito può immaginare. Metto la ferrovia vicino all'autostrada, ho risolto. Non è così semplice. Per esempio, se lei prende la Milano-Bologna, c'è l'autostrada del Sole sotto, non lo so se si poteva fare sopra, però l'alta velocità è stata creata tutta su viadotti da Milano a Bologna, 2 chilometri a fianco. Quindi abbiamo rovinato di là e di qua. Questo era il mio concetto, nel senso, forse era impossibile farlo, ma qualcuno forse ci aveva pensato che l'alta velocità la facciamo sopra l'autostrada, ormai abbiamo già consumato quel sfogo lì. Questo era un po' il concetto. Allora, non so risponderle sull'alta velocità e la variante di valico. Sicuramente vale il discorso che abbiamo fatto prima, l'abbiamo detto per i raggi, lo diciamo anche per le livellette. Una pendenza longitudinale che deve avere una ferrovia ad alta velocità è modestissima rispetto alla pendenza longitudinale che può avere un'autostrada, e quindi se altimetricamente le sganciamo per ovvi motivi,
diventa impossibile poi a quel punto renderle planimetricamente affiancate. Però non voglio entrare nel tecnico. Sicuramente il territorio, lei parla di alta velocità Bologna-Firenze piuttosto che di autostrada, e quindi ci riferiamo ai massimi rappresentanti, diciamo, delle nostre però sicuramente è peccata per tantissimi anni una capacità di pianificatoria complessiva del territorio, questo non c'è dubbio, è inutile negarlo, basta vedere lo sviluppo della nostra rete infrastrutturale, come è nata e cresciuta, ma basta vedere come si sono sviluppate le periferie delle città, il principio è sempre quello, non è che è diverso. E ormai ci ritroviamo nella rete infrastrutturale che abbiamo. L'esempio della Milano-Torino, c'è in effetti un tratto di autostrada affiancata all'alta velocità, è mirabile, un vero corridoio, ma sono state costruite nuove contemporaneamente di fatto, quasi, insomma. Prego. Sì, c'era l'ingegnere Zampino, Luigi, se mi permetti, aveva... Ok, sì, però accomodati. Grazie ingegnere. Prego ingegnere, a lei la parola. Microfono. Sì, intanto il tema dell'infrastrutturazione del Paese purtroppo ho cercato di sfiorarlo, è avvenuta in un certo periodo, in un periodo in cui sicuramente una certa attenzione verso l'ambiente, il consumo del suolo forse non c'era, poi abbiamo avuto, io non a caso ho parlato dell'evoluzione che c'è stata negli anni 80-90, un momento in cui il tema della sostenibilità era ancora un tema poco sentito. Molto è stato fatto in quel periodo, dagli anni 90, 80 e 90, li ho citati apposta nella mia presentazione, una certa evoluzione della rete c'è stata, ma poi molto freno è stato posto sicuramente da una serie di istituti mal gestiti forse per certi aspetti, che sono appunto gli istituti legati alla visione integrata delle strade nel territorio, che invece è stata trattata con una deviazione, come cercavo di spiegare prima, rispetto agli obiettivi complessivi. Io mi sono trovato personalmente in condizioni in cui alcune infrastrutture non sono state realizzate per via di un approccio eccessivamente integrale al rapporto tra strada e territorio, soprattutto laddove ci sono degli adeguamenti. È molto comprensibile che a fianco ad una strada, in adiacenza ad una strada, siano presenti si siano localizzate delle residenze, delle abitazioni, ci sia in qualche modo un territorio che si sviluppa. Così come non è escluso il fatto che alcune strade che sono state anche costruite in determinati periodi, anche in prossimità di zone vincolate o con dei territori di particolare importanza dal punto di vista ambientale, possono subire dei condizionamenti. Però il significato del mio messaggio, e qui forse cerco anche di dare un po' una risposta vissuta al tema delle complanari, deve essere sempre vista con una contemperazione di esigenze. Ora vi racconto che non come realizzatore o progettista o esecutore di una strada importante, che è il terzo terminale della statale 16 in Puglia, che collega Maglie e Otranto, ho vissuto una situazione quasi paradossale. Alcuni sindaci nella fase partecipativa della conferenza di servizi hanno richiesto, d'accordo con la Regione, la realizzazione di complanari tali da limitare l'impatto sul territorio, da limitare il taglio degli alberi, da limitare i danni ai muretti a secco e alle parti di territorio incise. Il risultato è stato che, disconformemente dalle disposizioni o comunque dall'applicazione, diciamo, di una visione minima finalizzata comunque alla sicurezza, sono state realizzate delle complanari di 4 metri, 4,50 metri. Bene, gli stessi sindaci, ecco questo poi, ecco perché poi forse per certi aspetti questi istituti partecipativi non vengono visti o non vengono promossi, forse mal comprendendo
che una realizzazione di questo tipo era addirittura penalizzante rispetto alla sicurezza nella fase iniziale, gli stessi sindaci si sono trovati poi a richiedere un allargamento delle complanari, perché si sono resi conto che 2 veicoli in transito su complanari con dei raggi di curvatura assolutamente incompatibili con anche mezzi un po' più pesanti comportavano addirittura fenomeni di saturazione della complanare, di impossibilità di transito e, quando tutto andava bene, la rottura degli specchietti dei propri cittadini. Adesso permettetemi la battuta, attenzione, perché la mancata corretta contemperazione dei vari aspetti, va benissimo quello che ha detto, io ho apprezzato molto l'architetto Siviero nel suo intervento, va benissimo costruire e ricostruire a margine della strada quelle parti di territorio che possono in qualche modo essere rese in maniera tale che la strada non sia in sé un elemento di rottura che mazzi concila. Questo è stato fatto negli anni 80-90, spesso anche abbastanza male. Va molto bene analizzare l'aspetto, ma il concetto che io ho vissuto più che altro come autorizzatore, perché in quella fase mi occupavo, che vi ho raccontato, mi occupavo dell'aspetto della pianificazione urbanistica, il concetto della strada parco non può sovrapporsi, cosiddetta strada parco, non può sovrapporsi al concetto della strada cui chiediamo determinate prestazioni, deve integrarsi, e per questo, riprendo un po' quello che ho detto prima, valutiamo bene i costi e benefici e cerchiamo di misurare quanto in più in termini di benefici ci dà una strada correttamente adeguata. Parliamo di misura in termini di riduzione di incidenti, di riduzione anche di impatto di inquinamento ambientale, eccetera, eccetera, comparandolo correttamente con l'impatto col territorio. Siamo ingegneri, siamo architetti, siamo tecnici. Credo che dobbiamo uscire dalla logica per cui tutto viene fatto sulla base di visioni soggettive. Io una volta ricordo di aver avuto una prescrizione da parte di un architetto nel caso di un allargamento di un'importante infrastruttura viaria, che chiedeva di realizzare la parte in allargamento dei tombini scatolari con dei ponticelli in muratura, e che sembrava così illogico, perché si trattava di adeguare l'esistente, quindi un tombino in cemento armato, mettendoci al lato dei ponti in muratura che non avrebbero avuto nessun senso. Attenzione, perché alcune volte questa estremizzazione degli aspetti legati al rapporto col territorio, legata anche a sensazioni, ad aspetti soggettivi, può essere fuorviante rispetto agli obiettivi complessivi che si possono o si devono conseguire. Per concludere, qualsiasi intervento, e lo ribadisco, se ben studiato nella fase di programmazione, sicuramente può essere più correttamente valutato ed evitare una dispersione di energia per adottare nel tempo azioni correttive che arriviamo appunto a descrivere fino all'estremo paradosso del sindaco che prima chiede la strada stretta e poi la chiede larga, evitando appunto poi dei malfunzionamenti. Quindi una responsabilizzazione che dia anche più valore a quelle fasi di dialogo, di dibattito pubblico, dove non siano soltanto interessi personali o privati ad essere portati in gioco, ma siano interessi comunque legati alla collettività. Ecco, se posso dire una cosa, il motivo per cui il dibattito pubblico purtroppo nel nostro Paese forse non ha avuto molto sviluppo rispetto ad altri paesi è proprio questo. Molto spesso si confonde l'interesse di alcuni gruppi di privati localizzati senza una visione complessiva. La visione complessiva può essere data soltanto da un'attenta valutazione che contemperi, e forse mi ripeto in questo, davvero tutti gli aspetti collegati alla realizzazione di adeguamenti infrastrutturali o di nuovi tronchi di rete. Mi scusi, il dibattito pubblico è una cosa seria fatta secondo delle precise regole. Lei sta parlando di
Di altro, gli strumenti a partecipazione non sono la conferenza di servizi, bisogna anche saperlo fare il dibattito pubblico e assumerne le conseguenze. Non è accontentare le lobby o accontentare i gruppi organizzati, è organizzare e ascoltare le esigenze e essere in grado di capire dove vanno a finire le cose. Grazie. Io non credo che lei stia dicendo qualcosa di diverso da quello che ho detto io, forse non ha ben compreso il significato delle mie parole e questo mi costringe a tornare su quello che ho detto. Io ho detto che il dibattito pubblico non deve sostanziarsi di valutazioni che consentono alla comunità una valutazione oggettiva, basata su misure, su valutazioni concrete, non può essere basato su visioni generiche che poi portano a momenti alternativi del processo laddove non c'è la comprensione completa e fino in fondo di quali sono i vari aspetti che convergono verso il risultato finale. E forse su questo un ulteriore passaggio mi deve essere consentito. Non era questo l'obiettivo del mio intervento, non era questo l'obiettivo dell'intervento iniziale. Grazie ingegnere, grazie della precisazione, grazie anche alla signora del pubblico che ha fatto questa precisazione. In realtà, come dire, il tema del dibattito pubblico, del confronto è un tema, come dire, molto delicato e forse lo dovremmo affrontare, anzi impegniamoci con Laura Facchinelli a organizzare un incontro nel quale questo possa essere il punto centrale che come dire, diventa oggi un elemento molto importante, anche perché poi, come dire, avrò l'occasione di ribadire che l'elemento forse più debole in questa riflessione che noi stiamo facendo non è, come dire, la questione di carattere tecnico, non è la questione di carattere infrastrutturale, in molti casi la vera questione è una questione di carattere politico. Però con questo pensiero che ho anticipato chiuderò il convegno, ma voglio lasciare la parola all'architetto Siviero. Ma niente, solo torno un attimo sulla questione dei corridoi, no? Quindi sull'organizzazione dello spazio e anche sugli insediamenti che stanno diciamo tra le infrastrutture, no? Io ho fatto vedere alcune immagini della Val d'Adige, non erano delle immagini negative e vediamo che le infrastrutture nella Val d'Adige per una questione proprio che dicevo di spazio, si rincorrono l'una con l'altra, si scavalcano, hanno dei raggi naturalmente completamente diversi perché sono completamente diverse come funzione, come veicoli, come normativa, come tutto. Alcune appunto seguono l'andamento della montagna, altre invece non possono farlo. E la condizione insediativa della Val d'Adige non è affatto una condizione negativa. Ci sono, come dire, uno spazio è molto molto organizzato pur essendo condizionato da questi raggi. È chiaro che nessuno vorrebbe abitare di fianco a un'autostrada, no? Però si possono trovare comunque nella pianificazione dei sistemi per convivere con le infrastrutture e secondo me la Val d'Adige ne è un esempio. Per carità, ha tutte le condizioni, come dire, si è trovata nelle condizioni di dover organizzare in questa maniera lo spazio. In una pianura, per esempio in pianura padana, queste condizioni non ci sono, però tutto sommato si potrebbero ricreare. Questo è un po' anche il ruolo di chi decide gli insediamenti, di chi organizza lo spazio alla grande scala. Tutto qui. Grazie molte. Io devo purtroppo in maniera forse un po' brutale, perché adesso le sollecitazioni sono numerose, magari ci sarebbe come dire, bisogno di avere un po' più tempo per discutere su altri aspetti, ma come dire, devo chiudere questo convegno. A me sembra che, come dire, l'ho anticipato, uno degli elementi più deboli che abbiamo riscontrato e che è stato emerso nelle diverse relazioni è proprio l'elemento debole della politica che dovrebbe avere un ruolo, per esempio, di raccordo fra, come dire, le società che realizzano un'infrastruttura e che sono chiamate a una specifica missione, le comunità che in alcuni casi, perfetto quello che lei ha detto, in alcuni casi, come dire, ricevendo l'impatto diretto dell'infrastruttura hanno una propria visione del territorio, dell'opera e lo scenario del futuro rispetto a un'altra parte della comunità che comunque anche lì ha legittimamente voce in questo tipo di contesto, che invece ha una visione completamente diversa e che quindi in alcuni casi potrebbe rendere un po' miope
anche alcune decisioni che possono emergere in questo confronto. Ho parlato di un confronto a volte difficile fra le amministrazioni e le società che producono infrastrutture, ma anche tra le amministrazioni e le comunità. Quindi, come dire, il momento più debole, e lo abbiamo già sottolineato, è il momento nel quale forse si può trovare una combinazione, una armonizzazione di tutte queste diverse istanze, torna a essere un momento politico, rispetto al quale questo non ci esime noi tecnici. Dobbiamo avere un ruolo importante, dobbiamo avere una capacità di fare bene il nostro mestiere di tecnici, ma anche di imparare a comunicare bene alle istituzioni, comunicare bene alla comunità, e in molti casi, e da questo mi permetto di dirlo ma è opinione personale, a volte anche le società che producono infrastrutture non hanno una buona comunicazione. Non sono chiamati a farle, negli ultimi tempi lo fanno perché l'istanza ambientale che spesso li porta a doversi confrontare direttamente con le comunità, e quindi, come dire, anche in questo evolveranno. Però in realtà dovrebbe essere un'operazione di mediazione che non spetterebbe né ai tecnici né ai cittadini, ma forse a qualcun altro che noi dobbiamo invitare, dobbiamo richiamare ai propri doveri e ai propri compiti. E scusate, e con questa, come dire, con questa perla di saggezza, forse un po' banale, perdonatemi, chiudo questo convegno e vi invito al prossimo incontro, sempre qui all'Ateneo Veneto, sempre con questo ciclo che riflette su infrastrutture e trasporti nel territorio. Grazie molte. Io ringrazio l'Associazione Italiana per l'Ingegneria del Traffico e dei Trasporti, ringrazio il Dipartimento di Ingegneria Civile e di Ambientale, la Rivista Trasporti e Cultura, l'Ateneo Veneto e le altre associazioni come il Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani, l'Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di Venezia, l'Ordine degli Architetti e il CERSU per aver patrocinato e organizzato l'evento, e ringrazio i relatori e tutto il pubblico che è rimasto fino a quest'ora. È stato un convegno molto interessante che ha dato molti spunti. Grazie a tutti. Buona serata. Arrivederci a tutti. Ciao Stefano.